Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, siamo in diretta anche per questo venerdì 2 aprile, venerdì santo, un venerdì di attesa come ogni venerdì a questa parte, perché oggi si dovrebbe conoscere il destino per le prossime settimane del Veneto. Saremo sì o no in fascia arancione? Nelle scorse ore lo stesso governatore del Veneto Zaia si è sbilanciato dicendo che i parametri della nostra regione sono da zona arancione, ma si scoprirà ovviamente solo con la convocazione del CTS che dovrebbe tenersi come ogni venerdì. Ovviamente un Veneto arancione implica meno restrizioni, perlomeno a partire dalla prossima settimana, da martedì. Ma l'altra partita, anzi forse la partita principale, ruota attorno a questo sito che possiamo vedere ma che forse molti di voi già conoscono. Questo è il sito vaccinocovid.regione.veneto.it, è la famosa piattaforma con i portali poi collegati delle diverse ULSS dove si possono prenotare per l'appunto le proprie sedute vaccinali. Nelle ore scorse, ieri, ci sono stati dei disguidi, in alcune ULSS c'è stato il blocco totale, per esempio all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Oggi la situazione è in evoluzione, ci state segnalando dei disguidi, ma tanti riescono anche a prenotare, quindi lo scopriremo anche qui nel corso della giornata, quale sarà la risposta di questa piattaforma. Ieri lo stesso governatore Zaia era stato abbastanza duro nei confronti di quelle ULSS che avevano in qualche modo registrato una falsa partenza. Questa quindi la situazione. Alle 12:30 andremo come sempre a Marghera, ma direi di iniziare con la cronaca, con un fatto che ha sconvolto il padovano, che ha avuto anche risalto nazionale, perché è stata disposta l'autopsia sul corpo di Mattia Fogarin, il 21enne padovano scomparso di casa, lo ricorderete, il 21 marzo e ritrovato senza vita nelle acque del Bacchiglione. Per 11 giorni non hanno perso le speranze, erano convinti che Mattia prima o poi sarebbe tornato. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del figlio riaffiorato nelle acque del Bacchiglione però in un colpo solo ha distrutto le speranze e gettato nella disperazione i genitori di Mattia Fogarin, il 21enne padovano scomparso da casa nella notte del 21 marzo scorso. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo per chiarire le cause e le tempistiche del decesso, anche se sembrano esserci pochi dubbi. Mattia quasi sicuramente si è tolto la vita la notte stessa in cui è sparito, subito dopo le 2 telefonate fatte dai genitori per cercare di rintracciarlo. Il corpo del giovane infatti è riaffiorato dalle acque del fiume in zona Bassanello, a pochi metri dalla cella telefonica di via Cavallotti, dove il suo cellulare era stato agganciato per l'ultima volta. I funerali del giovane atleta della Real Padova dovrebbero essere celebrati subito dopo Pasqua nella chiesa di San Gregorio, parrocchia dove viveva con i genitori e la sorella. Rimaniamo per la cronaca sempre nel Padovano, dove ci sono ricerche a tappeto, dove ci sono state ricerche a tappeto nella notte a Loreggia dopo una strana segnalazione arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri. Unità cinofili e 100 carabinieri da tutte le caserme della compagnia di Cittadella si sono mobilitati nella notte a Loreggia dopo una segnalazione sospetta. 3 cittadini infatti hanno chiamato allarmati dicendo di aver notato un adulto che si addentrava nell'area boschiva vicino alla linea ferroviaria strattonando una ragazzina. I testimoni hanno dichiarato di aver avuto l'impressione che la giovane donna venisse trascinata, di non aver notato però atti di violenza ma di aver udito un grido in lontananza. Immediatamente sono scattate le ricerche battendo a
tappeto l'area. Ricerche a cui hanno partecipato anche i vigili del fuoco e il sindaco di Loreggia, Fabio Bui. Le operazioni sono durate tutta la notte fino alle 10 di questa mattina, ma non è stato ritrovato nessun elemento. Inoltre non risultano alle caserme dei carabinieri della zona denunce di scomparsa. Visto l'esito negativo, le ricerche sono state interrotte. Così quindi a Loreggia, la cronaca doverosa di giornata, ma il fronte, lo abbiamo detto prima, è quello dei vaccini, di questi vaccini che vanno e vengono. Purtroppo non c'è ancora una programmazione, questo non solo in Veneto, non solo in Italia, ma a livello europeo, tanto che nelle scorse ore l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha bacchettato anche le istituzioni comunitarie per lo svolgimento di questa campagna vaccinale. Ma per fare il punto siamo collegati con il nostro, lo chiamo nostro perché ci sta aiutando moltissimo in questo periodo, con Fabrizio Pregliasco, che tutti voi conoscete, virologo dell'Università di Milano. Buongiorno professore. È un piacere davvero anche per me essere con voi, con tutti i vostri telespettatori. Professore, ecco, ci sono queste vaccinazioni che procedono tutto sommato a rilento, perlomeno a macchia di leopardo un po' in tutta Italia. Qual è il suo sentore? C'è da preoccuparsi? Un po' sì, io spero che davvero le promesse ripetute e le, come dire, segnalazioni che ci arrivano e che questi vaccini arriveranno. Io credo che siamo proprio nella stessa situazione paro paro delle mascherine, no? Ricordiamo insieme il disastro, il dolore, la sofferenza, i pasticci che ci sono stati, anzi che ancora continuano a esserci magari sulla qualità di alcune delle mascherine in commercio, no? Perché c'è un bisogno che in quel caso si era incrementato praticamente da un giorno all'altro rispetto alle esigenze normali. Qui siamo di fronte a un nuovo vaccino, a nuovi vaccini che non c'erano fino a poco tempo fa, che è stata cara grazia che si è riusciti grazie alla ricerca ad averli in così poco tempo. Io stesso ero più pessimista rispetto al tempo in cui avremmo avuto questo vaccino. È chiaro che avendolo, l'interesse della gran parte delle persone che non sono Novax ma anzi hanno ben capito, ed è una bella cosa, dell'importanza della vaccinazione, ci fa crescere l'aspettativa e fa incavolare anche rispetto alle priorità, perché tutti siamo esposti al virus, no? E quindi tutti noi vogliamo, e è difficile anche disquisire, se non in maniera veramente macroscopica, chi è esposto perché opera in terapia intensiva con malati Covid rispetto, no, a chi fa una vita normale, no? Al di là, diciamo, che rimane a casa e non ha particolari esigenze o doveri di contattare delle persone, no? Al di là di questi due estremi, nel mezzo c'è sicuramente un grigio e anche una difficile classificazione. Meglio gli operatori della polizia piuttosto che la cassiera dello supermercato che rischia. Sono due servizi essenziali, ma possono, visti così, essere messi in contrapposizione, no? Rispetto all'utilità anche dello Stato di vaccinare, perché avere i poliziotti è utile anche avere commesse che fanno un lavoro doveroso e che si espongono, però a fronte di una carenza in questo momento si crea una turbolenza, e soprattutto ognuno di noi, non vedendo quella trasparenza e correttezza, e magari qualche furbo che c'è stato, questo è stato acclarato anche in diverse condizioni, no? Però è legato a questa contingenza. Rimane l'incognita delle dosi, perché io credo che oggi in Veneto, ma non solo, lo dico anche per la mia Lombardia, la struttura c'è per vaccinare, e anche nel mio ospedale al Galeazzi di Milano stiamo andando con le vaccinazioni al trotto, ma siamo organizzati per andare anche al galoppo, ma ovviamente ci mancano le munizioni. Ecco, lei dice, professore, e questa è una notizia rassicurante, la struttura c'è, la struttura organizzativa per vaccinare, e vaccinare anche grandi numeri.
per esempio mercoledì nella sola Marca trevigiana sono state somministrate circa 10.000 dosi, ci sono stati disagi, code e quant'altro, però è stata una cifra record. Il Veneto si stava attestando sulle 34.000 con obiettivo target 50.000 e ha detto Zaia riusciremo ad arrivare anche a 80.000, però il nodo è questi vaccini che non arrivano. Ma lei da anche addetto del settore, come si spiega questo rallentamento, questi vaccini, lumaca e questa figura anche abbastanza magra dell'Europa? Allora, sicuramente ci sono, e io credo che un po' di giustificazioni siano realistiche rispetto ai problemi produttivi nel momento in cui si passa da una scala produttiva di piccola taglia, di piccoli numeri, a enormi miliardi. Si è sentito per esempio negli Stati Uniti 15 milioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson buttati via per un errore umano. Quindi situazioni che in una fase di messa a punto di un'epopea, che tra l'altro volevo dire anche qui, come giustamente ha detto, l'aspetto logistico sicuramente nella prima fase ha creato dei pasticci, gente che è stata spostata o come è successo a Milano che va a 50 chilometri di distanza, magari un vecchietto di 80 anni senza famiglia che deve fare ore di macchina. Questo ci sta in un'organizzazione che deve oliare i meccanismi e l'organizzazione, quindi sicuramente dobbiamo vederlo in un senso propositivo. Ma tornando all'aspetto delle dosi, sicuramente problemi di fornitura ci sono, c'è un sovranismo nazionale, infatti le nazioni che hanno investito molto con denaro fresco, l'America e l'Inghilterra, si sono accaparrate l'opzione, anzi l'acquisto diretto l'Europa ha dimostrato, io temo, quello che poi gli abbiamo voluto come scelta politica avere, un ruolo complessivamente debole. E quindi diciamo in questo modo i singoli stati trovano come parafulmine l'Europa, ma la problematica è quella di una necessità che non c'è stata, di strategia, un po' come noi, sempre rifacendosi alle mascherine, la stessa situazione, non facevamo più produrre, cioè o meglio avevamo costretto alla chiusura le ditte che facevano le mascherine chirurgiche perché costavano troppo rispetto a quelle, guarda caso, per la sfortuna incredibile, prodotte a Wuhan, centro mondiale all'epoca, prima della pandemia, di produzione delle mascherine. Quindi è un problema ironia della sorte. Ma infatti, quindi è un problema di valore strategico di alcune cose, tra cui i vaccini, che oltretutto adesso stanno diventando e si comprende la loro importanza, perché sappiamo, anche pochi anni fa, anche insieme nel passato avevamo commentato, no, il problema dell'adesione alle vaccinazioni dell'infanzia, alla disattenzione, e quindi a non aver, come dire, avuto la forza di organizzare produzioni strategiche o averne sollecitate. Li avremo questi vaccini, perché anche in Italia ci sono aziende che hanno la capacità di produrli, anzi abbiamo ben scoperto che già alcune parti della produzione di alcuni vaccini, come quello di AstraZeneca, vengono fatti in Italia e non nelle parti principali della tecnologia più importante, che è quella che necessita, no, una standardizzazione. Quindi è questione di tempo. Il desiderio c'è, un po' come i bambini, no? Che quando vogliono un regalo lo vogliono subito e fanno i capricci. Qui non sono capricci banali, perché il desiderio di ognuno di noi è di proteggere se stesso e le persone care, e questo purtroppo la necessità di dire bisogna avere pazienza. Io credo nell'arco di 3-4 mesi i vaccini ne avremo in abbondanza, potremo anche sceglierli, alla luce anche del disastro comunicativo che c'è e che mi ha fatto vedere anche ieri una nostra candidata alla vaccinazione che non voleva AstraZeneca ma voleva Moderna perché era anche meglio di Pfizer. Questo è incredibile, perché non è così, però no, la comunicazione anche sulla qualità dei vaccini porta differenze di virologi
diciamo così, da bar che hanno intrasentito questa grande infodemia a volte pasticciona. Diciamo che non esiste al momento un menù à la carte del vaccino, questo va detto. Professore, la porterei a Padova per fare un po' il punto della situazione delle vaccinazioni nell'ULSS 6 Euganea, dove si sta aspettando la consegna di nuove dosi, ovviamente della Pfizer, per riprogrammare gli anziani over 80. Questa è la situazione quindi nell'ULSS 6 del Padovano. Vediamo. Bloccate fino a mercoledì 7 aprile le vaccinazioni per gli over 80. L'ULSS 6 continua la campagna usando le dosi di AstraZeneca che ha a disposizione a partire da chi ha dai 70 e 79 anni, che deve iscriversi sul portale regionale vaccinicovid.regione.veneto.it. Perché abbiamo comunque in casa AstraZeneca, ne abbiamo circa 9.000 dosi e siamo in attesa proprio di un arrivo che dovrebbe essere ad ore, comunque in questi giorni, che ci consentirà ovviamente di programmare ulteriori vaccinazioni. Nessuna riapertura per gli insegnanti. Per ora le prenotazioni si potranno fare man mano che sarà garantita la fornitura di nuove dosi di vaccino. Per quanto riguarda Pfizer, tutti i centri vaccinali si sono attrezzati in queste ore per accogliere i pochi over 80 che non erano stati raggiunti dalla comunicazione di sospensione. Uno stop dovuto all'accelerazione della campagna di vaccinazione, spiega il direttore generale dell'ULSS 6. Siamo partiti dai 79enni, 78enni e così via, e quando appunto si sono presentati per le vaccinazioni una buona quota parte abbiamo dovuto somministrare Pfizer, in quanto la polipatologia ovviamente indicava questo. Questo naturalmente ha determinato un importante consumo anche di Pfizer, e quindi la programmazione complessiva che appunto era stata fatta è arrivata a questo stop, ahimè, che... Dalla prossima settimana anche le farmacie saranno a fianco delle persone che potranno prenotare la vaccinazione sul portale regionale in blocco per qualche ora nella giornata di avvio. Per quanto riguarda l'ULSS 6, dopo aver inserito il codice fiscale nel portale della regione, l'utente sarà reindirizzato al sito dell'azienda. Il sito regionale lo stanno praticamente e tecnicamente parlando linkando con questa pagina diciamo di spiegazioni e di aggiornamento che noi cureremo giornalmente, e da quella lì poi si andrà alla pagina della prenotazione. Qui saranno aggiornate in modo costante tutte le informazioni e le spiegazioni relative ai vaccini e alle classi e alle categorie che vi rientreranno man mano. Professor Pregliasco, il ruolo delle farmacie diventerà strategico in questa campagna, sembra di capire. Sì, ecco, io credo, come ben diceva il direttore generale dell'USL Padovana, dobbiamo immaginare questa come un'epopea, come una guerra, se vogliamo usare questo come dire, paragone, che ovviamente, come tutte le guerre, deve vedere una flessibilità e una riorganizzazione, quindi anche un po' di pazienza da parte dei cittadini rispetto a quelle che possono sembrare, rispetto alla propria, diciamo, esigenza degli infastidimenti o dei ritardi. Quindi una flessibilità massima e una massima, diciamo, disponibilità di occasioni. Io credo molto negli hub vaccinali grossi per la massa dell'attività, una catena di montaggio, soprattutto quando via via andremo su soggetti più giovani che quindi non hanno difficoltà a spostarsi magari in auto. Ovvio che ci vogliono invece modalità complementari per raggiungere addirittura a casa i soggetti più fragili, più vulnerabili, ma anche con aspetti di prossimità la vaccinazione, diciamo tra virgolette, quasi sotto casa, che la rete delle farmacie può determinare. È chiaro che per le farmacie i soggetti più fragili con polipatologia dovranno rivolgersi alle strutture dove l'assistenza sanitaria può essere garantita in modo più robusto, però dovendo e volendo vaccinare, perché l'idea ad oggi è di arrivare ai 18-16 anni e
Tra l'altro nuove indicazioni ci saranno nel prossimo futuro anche con già dei risultati interessanti per la vaccinazione anche dei giovani, dei bambini, che sappiamo essere non tanto colpiti dalle forme gravi ma essere elementi di diffusori della malattia. Quindi in questo senso più centri vaccinali, più attenzione, più distribuzione per garantire a tutti ed sperabilmente a tutti, e io spero ai tanti, direi a tutta la popolazione, la disponibilità di vaccini. Professore, la ringrazio davvero, la sento ottimista e questo ci fa piacere tutto sommato, quindi lei dice pazientiamo ancora un po'. Grazie professor Pregliasco, grazie davvero, buon lavoro. Vedo si è collegata, abbiamo pochissimo tempo ma la saluto ed è importante fissare due punti con Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Buongiorno Moretti. Buongiorno, scusatemi ma ho avuto problemi di linea. Guardi, non c'è problema, parlavamo con il professor Pregliasco dell'Europa che è stata strigliata un po' dall'OMS per ovviamente questa campagna vaccinale che procede a rilento. Lei che conosce bene i meccanismi europei, che cosa ci può dire, che aggiornamento ci può dare da Bruxelles? Diciamo che l'Europa ha fatto quello che poteva nei limiti, grandi limiti che ha per quanto riguarda le competenze. Sulla salute purtroppo l'Europa non ha competenze, tanto è vero che appunto stiamo riformando il sistema europeo per arrivare ad un'Unione Europea della salute con la quale di fronte a pandemie come queste l'Europa abbia la forza vincolante di imporre agli Stati determinati standard di azione. Stiamo riformando l'EMA perché anche l'EMA, sempre perché gli Stati non hanno mai voluto cedere parte della sovranità, non ha quei poteri, per esempio, di immissione d'urgenza nel mercato di determinati vaccini, e quindi si è parlato molto anche dello Sputnik che dovrebbe essere approvato entro fine di aprile. Però ricordiamoci bene che noi abbiamo lavorato molto affinché questi vaccini venissero trovati, scoperti e poi messi nel mercato in 8 mesi anziché in 24 o 36 mesi. Quindi l'Europa ha dato un contributo straordinario alla ricerca per questi vaccini e l'Europa, devo anche dirle, che aveva detto agli Stati membri di preparare i piani vaccinali di distribuzione del vaccino entro il 30 ottobre del 2020, cosa che nessun paese europeo ha fatto. Per cui certamente l'Europa ha delle responsabilità, però la gran parte delle responsabilità a mio avviso ricadono sugli Stati, sui governi, ma anche sulle regioni. Ricordiamo che le regioni in Italia hanno competenza esclusiva per quanto riguarda la salute e la sicurezza appunto sanitaria. Per cui da questo punto di vista, secondo me, dobbiamo ripensare ad un sistema sanitario dove ci sia una effettiva centralità. Dice a ciascuno il suo, a ciascuno la sua responsabilità, insomma. La propria fetta, diciamo. Grazie, purtroppo i tempi sono strettissimi. Onorevole, la ringrazio comunque per questo suo intervento, ci ha aggiornato dal fronte europeo. Ovviamente dalla prossima settimana, quindi nel secondo trimestre, arriveranno oltre 300 milioni di dosi acquistate dall'Europa e quindi credo che quello che diceva il professor Pregliasco sia assolutamente giusto, cioè i vaccini arriveranno in quantità massicce. Quindi finalmente ci sarà anche questo allineamento dalle prossime settimane. Ecco, questa è una buona prospettiva. Grazie davvero ad Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Arrivederci Moretti. Arrivederci. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità. Ci vediamo dopo. Di nuovo in diretta, sono le 12:28 di questo venerdì 2 aprile, siamo in attesa di collegarci con l'unità di crisi di Marghera, vedo qualche movimento ma non è ancora arrivato Zaia né l'assessore Lanzarin. Quindi ne approfitto per ricordarvi un appuntamento con la nostra programmazione per domenica, per il giorno di
di Pasqua, una giornata che se vorrete potremo passare un'altra giornata insieme in una Pasqua che lo sappiamo è resa complicatissima dal Covid e dalle restrizioni. Proprio per questo Antena 3 non vi lascia soli e dedica a tutti voi telespettatrici e telespettatori una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si partirà alle 10 del mattino, saremo in onda qualche minuto prima, ma alle 10 del mattino ci sarà la Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Sarà officiata ovviamente dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia, e poi staremo insieme fino alle 19:30 di sera con il nostro consueto telegiornale. Zaia è appena arrivato, tempismo perfetto, ci colleghiamo con Marghera. L'assessore Lanzarini si stava abituando io glielo cedo volentieri, è brava, non c'è problema. Insomma, giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, venerdì 2 aprile, e quindi ricordiamo questa giornata. Infatti bisognerebbe vestirsi in blu, quindi io sono giusto. So che l'assessore ha avuto anche modo di partecipare. Ma con chi state parlando, scusate? E l'assessore ieri oggi ha avuto modo di partecipare anche a degli eventi pubblici su questo, e quindi se vuoi dire due parole rispetto all'autismo, grazie. Ma allora, noi in Veneto è da un pezzo che ci stiamo cercando di creare la rete. Sapete, sono stati costituiti 2 centri, quello a Verona e quello a Treviso. Il primo, quello veronese, più per la diagnosi precoce, la parte clinica, la parte insomma di ricerca, quindi anche quello che stiamo facendo progetti con l'Istituto Superiore di Sanità. Verona invece più per la parte di presa in carico assistenziale. Stiamo lavorando molto proprio per una rete regionale in collaborazione. I nostri progetti sono progetti che sono in collaborazione, infatti stamattina all'incontro che abbiamo fatto appunto per la giornata c'era anche l'Istituto Superiore di Sanità, perché siamo riferenti insomma con l'Istituto Superiore di Sanità, proprio per costruire una rete più capillare e che risponda alle esigenze del passaggio età evolutiva ed adulta, ma anche tutti i discorsi legati alla presa in carico, la famiglia prima e dopo. Grazie Assessore, facciamo gli auguri per i 100 anni di oggi alla signora Elda Tommasini di Salgareda e alla signora Lea Legan di 100 anni che compie gli anni entrambe oggi. Passerei ai test, e quindi i test rapidi sono 3.869.693 e test molecolari 4.567.887. In totale sono ormai quasi verso gli 8 milioni e mezzo, 8.437.580 test. I positivi delle ultime 24 ore sono 1.567, ovvero hanno un'incidenza del 3,92% sui 39.925 tamponi fatti. Positivi dall'inizio dell'incubo sono 386.038. In questo momento in Veneto abbiamo praticamente 37.099, 38.000 persone positive. I dati che confermano un segno negativo, eccoli qua. 2.230 persone ricoverate, meno 12. Ieri abbiamo detto incrociamo le dita, bisogna che questo sia un dato che si vada a consolidare e confermare nei prossimi giorni, però sono già 2 o 3 giorni, c'è una flessione. Così distribuiti, più 1 in terapia intensiva, 299, meno 13 nell'area non critica.
Le terapie intensive sommate 2,80 in area no Covid, 2,99 in area Covid, fa 5,79 di totale. 29 i decessi e 18.226 sono i guariti, o meglio i dimessi dall'ospedale ad oggi. Allora, prima cosa importante, c'è una flessione, diciamo, tendenziale, ma ancora non confermata, però insomma la luce in fondo al tunnel si vede e non è il treno. È un dato importante alla luce del fatto che poi vorrei anche ricordarvi, la vediamo questa flessione, cominciamo a vederla timidamente su alcune curve in particolar modo, la vediamo ad esempio sulla frequenza dei casi, eccola qua, la vedete la fine delle due curve, ma vediamo anche cosa è accaduto fondamentalmente in questo periodo. Ad esempio le fasce di età più colpite non sono più gli ultra ottantenni e gli ultra settantenni, ma sono la fascia più importante colpita è dai 45 ai 64 anni. Così anche per le mortalità, a dimostrazione del fatto che dove abbiamo vaccinato infezione non ce n'è più. Questo è un dato importante. In questo momento abbiamo 7-14 anni, 2.328 studenti positivi, 2.328 dai 7 ai 14 anni e in totale ne abbiamo avuti 22.405, sempre dai 7 ai 14 anni. Presidente, totale all'inizio? Sì. Vabbè, poi ci sono altre curve che non ha senso parlarne oggi. Allora, cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che noi vogliamo leggere, diciamo, in maniera favorevole questo trend che si sta confermando in questi giorni. Non siamo in grado di dire che sarà, come si può dire, che si sarà consolidato nelle prossime giornate, nella prossima settimana, però la speranza è tanta. Visto considerato che ci aiutano un po' le buone temperature, visto considerato che diciamo, il contenimento è avvenuto, e poi come vi dico sempre io, noi abbiamo preso 3-4 ondate di Covid. Io sono convinto che la terza l'abbiamo fatta a dicembre e la seconda l'abbiamo fatta a ottobre. Però dico anche che noi non abbiamo mai lasciato nessuno a terra, questo lo dobbiamo dire con orgoglio, perché lì si è vista la differenza di una sanità che funziona, e quindi ringrazio anche tutti i nostri ospedalieri, i medici, gli operatori sanitari e tutti coloro che lavorano negli ospedali per il grande lavoro che hanno fatto. Saremo zona arancione. Posso annunciarvelo, ne ho parlato con il ministro Speranza. Spero che appunto non ci siano sorprese, ma insomma dovremmo essere in zona arancione. Si tratterà di capire, adesso il Ministro farà una verifica, se potremo partire da martedì o da mercoledì. Cioè, diciamo, lo definirei più, il dettaglio lo definirei dopo, no? Nel senso che lasciateci ancora questo spazio, perché se è possibile anticipare di un giorno, ma anche per l'ottica dell'apertura delle scuole e tutte le attività che si stanno facendo, e anche perché voglio ricordarvi che il giorno dopo Pasquetta l'asilo nido si può aprire comunque, e comunque si potrebbe aprire le scuole dell'infanzia, però ecco, stiamo capendo se riusciamo, in accordo con il Ministero della Salute, valutare l'apertura un giorno prima. Quindi si passa arancione, e come ho sempre detto io, gradualmente il passaggio di colore, no? Dal rosso all'arancione, al giallo, al bianco, trasferisce la responsabilità da misure collettive di
diciamo di contenimento dell'infezione, che sono quelle delle zone, che sono quelle delle restrizioni, delle odiatissime giustamente restrizioni, a responsabilità sempre più individuali. Più scala il colore, più si attenua il colore, più la responsabilità torna in pancia a ognuno di noi. Io vi dico sempre la solita roba che ormai penso che a qualcuno esce dalle orecchie, che ormai studi internazionali confermano che il distanziamento sociale, cioè non andare in mezzo alla confusione. Ad esempio, uno può dire: ma io dove vado? Non vado mica a feste. Sì, ma se vai al supermercato, magari, se puoi, scegliti una fascia d'orario dove puoi trovare meno gente. Quindi il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, cambiandola ove possibile ogni tanto, e l'igiene delle mani ci permette di dire che vale più di un lockdown. Questo è un dato di fatto. Io spero che se ne esca velocemente, che tutti noi possiamo tornare, si possa tornare alle attività di sempre e alla libertà di sempre. Penso che ci siano tutti i presupposti per venirne fuori. Ovvio è che con la vaccinazione acceleriamo questo presupposto. Questa mattina abbiamo fatto quasi, le ultime 24 ore, quasi 25.000 scarsi, 24.000 quanti? 24.356 vaccini. Ringrazio tutte le squadre, come vedete abbiamo perso 10.000 vaccinazioni rispetto al giorno precedente per l'ovvio motivo che non sono arrivati i vaccini. Cioè noi stiamo attendendo AstraZeneca che arriverà domani, 103.000 dosi, giusto? E Moderna oggi che sono 38.000 dosi. Ovvio che se avevamo AstraZeneca martedì o mercoledì noi non perdevamo 10.000 vaccini per strada. Da quel che mi consta il portale funziona, perché noi abbiamo il report delle prenotazioni e va. Adesso capite che avremo ancora turbolenze in volo, però quando andrà a regime tutti noi vedrete, accadrà, anche se sono aperte altre formule di prenotazione, accadrà che tutti noi andremo alla prenotazione online, soprattutto quando si diffonderà con le farmacie e con tutti coloro che vogliono mettersi a disposizione. Noi abbiamo associazioni di volontariato che si sono messe a disposizione, abbiamo i comuni che si sono messi a disposizione. Questo ci permette di prenotare. Ripeto, i cittadini giustamente dicono: cavoli, avete aperto e già chiusa la possibilità di prenotare i prossimi 3 giorni. Se avessimo, come si può dire, la garanzia scritta col sangue che ci arrivano 10 vaccini ogni giorno, noi potremmo dare le prenotazioni da qui all'infinito. Il problema è che non sappiamo se arrivano o non arrivano, quindi adesso prudenzialmente si va avanti navigando a vista anche con le prenotazioni, ma il sistema funziona. Il numero verde funziona, fra l'altro ringrazio Tim che mi ha avvisato che amplierà ancora di più le linee. Però a oggi, superato il caos di ieri, giustamente, dove tutti chiamavano per avere informazioni, penso che ci permette di guardare al futuro pensando un po' di sereno. Basta, io non aggiungo altro se non quello di dire che è fondamentale l'appello che continuiamo a fare rispetto a fare massima attenzione. Dopodiché guardate, ad oggi abbiamo fatto 1 milione di inoculazioni, più o meno, 900 quante sono? Vediamo anche il dato esatto. No, 926. 929.766. E i cicli completi sono 260.000. Ecco, voi capite che se noi riusciamo a metterlo a regime, partire bene con farmacie, con i medici di base, eccetera, veramente riusciamo in un paio di mesi a chiudere tutto. Ci vogliono i vaccini. Prego, se avete domande. Rosato, Pederiva e Pittarello. Sì. Beh, insomma, questa dell'arancione è una bella notizia, finalmente, dopo la penitenza rossa, insomma, c'è una boccata di ossigeno. Non ho capito bene questa incertezza tra il martedì e il mercoledì, ma soprattutto ecco, sul fronte della scuola. Lei ha espresso preoccupazione alla luce dell'andamento epidemiologico, perché purtroppo
per ragioni che abbiamo detto tante volte, soprattutto legate magari all'assembramento e ai contatti fuori dagli istituti, la riapertura delle scuole ha coinciso con l'innalzamento dei contagi. Che cosa si prevede sul fronte appunto della profilassi e della prevenzione per evitare che la riapertura scolastica comporti un nuovo innalzamento, non tanto per gli studenti magari, ma gli studenti come veicoli, no? Nelle famiglie? Sì, allora noi formalmente dovremmo iniziare con l'arancione mercoledì. Si tratta di capire, visto il fatto straordinario dell'apertura delle scuole, del fatto che ci si deve organizzare eccetera, di capire se possiamo anticipare di un giorno. Questo lo vedremo, cercheremo di capire. Perché noi scade alle ore 24 di martedì la zona. Prego? Lo so, ma bisogna anche apparecciarsi. Ad esempio non è vietato che gli asili nido aprano martedì. Prego? A settimana, però noi siamo partiti dal lunedì, è sfalsato di un giorno. Vi ricordate che prima si faceva dalla domenica, dal sabato, scusate, poi abbiamo detto evitiamo il fine settimana con la sorpresa, partiamo dal lunedì, e quindi per sto meccanismo, va bene, però guardate, io penso che si troverà una soluzione e in giornata comunque ve lo comunicheremo ufficialmente. Ecco, a me interessa dirvi, allora, male che vada, dalle ore 24 di martedì siamo arancione, male che vada. Bene che vada, dalle ore 24 di lunedì siamo arancione. Allora, rispetto alle scuole abbiamo la preoccupazione, sappiamo che i ragazzi comunque sono attenti all'uso della mascherina e a tutte le modalità, diciamo, di tutela della propria salute e quella dei propri cari, perché poi vanno a casa, se vanno a casa col virus rischiano di infettare qualcuno. Noi siamo anche sufficientemente, diciamo, convinti del fatto che la bella stagione, la reazione più, come si può dire, più possibile rispetto alle aule scolastiche, il fatto che la ricreazione la si fa fuori, non la si fa nei corridoi della scuola perché c'è brutto tempo, la temperatura, gli ultravioletti che cominciano a farsi sentire, eccetera, di più, perché ci sono sempre ma si fanno sentire di più, è una normale, sembra da quel che abbiamo capito, come si può dire, remissione di quello che è il contagio, ci permette di dire che le scuole dal mercoledì aprono, e per noi aprono ovviamente le scuole, gli asili nido, le scuole degli 0-6, quindi le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, le scuole medie e le scuole superiori al 50%, vorrà dire che faranno giorni alterni a scuola e giorni alterni in didattica a distanza. Questo fino al 30 di aprile. Dopodiché speriamo di andare a regime e quindi tornare. Sì. La fascia arancione? Ah no, noi speriamo che possa anche rientrare, ma siccome la circolare va fatta dando una prospettiva, la prospettiva è quella del DPCM, che è del decreto, scusatemi, che prevede arancione rosso fino al 30 di aprile. Se poi ci sarà un'anticipazione, di conseguenza ci sarà anche per le scuole e soprattutto per le scuole. Scusi, questo arancione prosegue fino a quando? No, l'arancione per noi, se non si cambia nulla e se i dati sono buoni, ci tocca tenerselo fino al 30 di aprile, perché le due alternative fino al 30 di aprile ad oggi sono rosso e arancione. Quindi se avessimo anche dati. Però è anche vero che il governo si è preso un impegno, nel momento in cui si trovano dati che migliorano giorno dopo giorno, di riprendere in mano, diciamo, questa decisione del rosso arancione fino a fine aprile. Ma anzi, più che un impegno, c'è scritto nel decreto, se non ricordo male, c'è una frase. Presidente, mi scusi, prego. Buongiorno, noi mi leggo un attimo questo argomento, sì. Noi potremmo anche ridiventare rossi, però è certo. Ok. Sì, noi, spieghiamolo, se abbiamo i dati dell'infezione che tornano a salire, quindi R-Conti sopra 1,25, incidenza sopra 2,50 media regionale, noi torniamo in rosso. Per questo dico che bisogna fare massima attenzione, perché dall'arancione si può andare al giallo o al rosso. Magari anche bianco, cioè. Filippo, a posto?
Sì, grazie. Ok, Pederiva, Gazzettino. Sì, ho chiesto se può, solo per la scuola, per chiudere un ragionamento, visto che Angela mi diceva che lei non deve chiedere su questo. E il tema dei distretti 250, l'incidenza su distretto, è archiviata? Per ora non interveniamo. Quindi non esiste più quello? Devo anche dire che ne abbiamo solo 2 ai limiti, il resto sono tutti sotto. Che sono quali? E sono Veneto Orientale e l'altro... Casomai oggi Assessore, se possiamo dare questa mappetta, allora... Però considerate che il tema dei distretti è stato ideato dalla Regione per evitare di arrivare all'esplosione finale, e questo ci ha premiato perché siamo riusciti comunque a evitare un RConT che esplodesse. Allora, se il tema su un paio di distretti cercheremo di monitorare, se dopo riparte l'infezione riparte con una velocità tale per cui dobbiamo richiudere tutto. Questo sto parlando di scuola. Loro non devono più guardare i dati di distretto, no, perché questa cosa non inciderà più. No. Okay. In questa fase no. Ok, poi l'altra cosa che volevo chiedere è quel tema del test settimanale di cui si è ipotizzato, chiesto da lei. C'è o no? Non c'è nel decreto, ma noi continuiamo con le scuole sentinella, con la prevenzione, e continuiamo a fare dei monitoraggi comunque. Quindi il piano resta quello che conoscevamo, non viene implementato. Non è ancora partito perché abbiamo chiuso le scuole, quindi sia per le scuole sentinelle superiori sia per l'autosomministrazione terza media partiamo adesso, insomma. Ok, grazie. Prego. Pederiva, il Gazzettino. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Quindi sulla valutazione alla fine del venerdì hanno inciso il dato dell'incidenza ogni 100.000 abitanti e l'RConT. Glielo chiedo perché l'anticipazione che leggo della valutazione dà una classificazione complessiva di rischio alta con molteplici allerte di resilienza in Veneto. Nel bilanciamento complessivo evidentemente hanno pesato quei due parametri. Ma quelle valutazioni ci sono un po' per tutte le regioni e contano i parametri perché noi abbiamo tutti e due più bassi. Ok, poi sulla questione vaccini... comunque vorrei, ne approfitto, vorrei dire che queste decisioni sono prese dall'Istituto Superiore della Sanità col Comitato Tecnico Scientifico, che poi non salti fuori con il Ministero della Salute. Sì, tra qualche giorno, che noi abbiamo deciso di andare in arancione invece dovevamo restare in rosso o viceversa, dipende da chi c'hai di fronte, poi no, che funziona così. D'accordo, poi sull'arrivo appunto dei vaccini, oggi Moderna e domani AstraZeneca, quindi rispetto allo stop o al rallentamento che c'è stato, siamo già in grado di prevedere quali tipo di ripartenze, diciamo, per categorie, per dosi, per sempre le solite, over 80, fragilità, disabilità. Beh, come tempistica consideriamo già in tempo reale stanno già prenotando. Ok. Ci arrivano 3 segnalazioni di disservizi o difficoltà nell'accesso comunque al sistema di prenotazione. Siccome arrivano questa mattina, io ho il dovere di farvele presente. Prego. Nel senso che non sono vecchie, ecco, abbiamo nomi e numeri di tutti. Allora, in un primo caso c'è una cittadina che ha la talassemia, rientra tra i fragili, ma il medico di base le ha comunicato che non sa a chi comunicarlo a sua volta. Una difficoltà di quel medico, mi pare di capire, nel senso che la procedura dovrebbe essere chiara. Se la persona rientra tra le categorie fragili dovrebbe potersi inserire senza nessuna difficoltà, salvo che non ci siano le prenotazioni bloccate perché non ci sono i vaccini, perché ricordiamolo che queste persone possiamo solo vaccinarle con Pfizer e Moderna, quindi anche se ci arriva 100.000 di AstraZeneca, questi non possiamo fare perché è l'unico vincolo che noi abbiamo sulla vaccinazione. Può essere che non riesca, ma se no dovrebbe potersi prenotare con codice, perché è una delle categorie inserite tra le fragili. Quindi l'indicazione è, di fronte a una non risposta del medico, accedere al portale e inserire il proprio codice fiscale. Questo deve essere ormai il metodo per tutti. No, però c'è da dire una cosa, che se inserisce il codice fiscale e non viene riconosciuta come categoria vaccinale, compare un messaggio e c'è scritto: lei non è delle categorie, ma se ritiene di esserlo, chiami il numero verde. Sarebbe fondamentale capire se la cittadina ha chiamato il numero verde. Adesso poi faccio la verifica, grazie. Poi ce n'era una seconda invece della figlia di una mamma quasi centenaria disabile che non è trasportabile. Anche in questo caso chiede se può andare a casa il medico di base piuttosto che le USCA. Rinnoviamo l'invito. Sì, ma qui voi capite per l'ottica proprio, come si dice, cioè che siamo tutti trincea, qui è il medico di base che deve segnalare, cioè non è che
avrà sicuramente un medico che assiste questa signora e se ritiene di non far lui l'iniezione si segnalerà la prevenzione che c'è una signora da vaccinare. Siamo a Pasqua. Terza e ultima, poi ho chiuso, un lettore invece di Musile di Piave, quindi siamo nella ULS 4 Veneto Orientale, non riesce ad accedere alla pagina di prenotazione perché gli dà tutto completo fino al 2022 e il numero verde dice che cade la linea, forse non c'è ancora stata l'implementazione a cui alludeva prima. Prova a chiamare il numero verde che vediamo se risponde qualcuno. La mail è delle 11:36, per questo ho verificato che fosse recente la segnalazione. Può essere, nel senso che non è che è tutto occupato, non c'è agenda perché non ci sono vaccini. Ecco, vorrei ricordare, quando vedete le crocette rosse sopra le date, è che non ci sono vaccini. Non è che se uno guarda da 10 di aprile troverà crocette rosse dappertutto, ma non sono occupati quei, sono vuoti perché non sappiamo se abbiamo vaccini, quindi verranno. Ma se Federico mi porta il numero. Man mano che le dosi ci sono, ok. Ti ricordi anche a memoria? No, l'ho guardato, è giusto, ce l'hai tutta, l'846 2340. Sì, sì. Ce me l'ha scritto. Ma per caso, Presidente, lei ha rifatto quella berichiata? Sì, anche ieri funzionava. Mi hanno risposto? Sì. No, non mi hanno risposto perché bisognava inserire i dati e non ho inserito, ho messo giù, ma funzionava. No, io ho preso la linea ieri alle 4 del pomeriggio. Parla del numero verde? Sì. Eccolo, è già a posto. Le ricordiamo che la selezione di una delle successive questo vuol dire che c'è la linea? Rappresenta esplicita autorizzazione al trattamento dei suoi dati personali, così come previsto nell'informativa sulla tutela della privacy, disponibile sul sito dell'azienda www.a0.veneto.it. Se autorizza il trattamento di tali dati, rimanga in linea, altrimenti riagganci. La informiamo che gli operatori rispondono da territorio nazionale. La invitiamo a prenotare il vaccino sul sito vaccinicovid.regione.veneto.it. Per prenotazione e vaccinazione Covid-19 prema 1. Per informazioni. Io sono arrivato fino a qua, perché poi è inutile che faccio perdere tempo e occupo una linea. Che ho occupato una linea. No, ma è giusto farle in diretta ste robe? E guardate, l'assessore onor del vero ho trovato occupato nel primo giro, giusto? E ha rifatto il numero. Cosa volete che vi dica? Poi sono 100 linee, se hai la sfiga, scusatemi l'espressione, che ti chiami nel momento in cui che siete in 101 a chiamare, uno fa il giro come l'aereo che deve atterrare ma la pista piena. Tutto qua. Ho chiuso con le segnalazioni, volevo solo chiedere un'ultima cosa, visto che è pubblicata oggi la delibera sui cosiddetti infermierini, così sono stati chiamati colloquialmente, no? Per cui i corsi di formazione per operatori sociosanitari, i quali acquisiscono mansioni finora di competenza dagli infermieri. C'è un po' di subbuglio nella categoria, c'è una parte che mi pare di capire essere minoritaria, che si sente gratificata dal fatto che le viene riconosciuta una maggiore professionalità, e c'è una parte invece maggioritaria tra le associazioni sindacali che invece lamenta il mancato coinvolgimento. Assessore, le chiedono di ritirare la delibera. No, io so che c'è questa, la settimana prossima incontrerò anche i sindacati regionali che mi hanno chiesto un incontro su questo, però guardate, allora quante volte abbiamo parlato in questa conferenza stampa del problema della carenza di personale sanitario infermieristico, soprattutto per le case di riposo e per tutte le strutture extraospedaliere. Quante volte abbiamo dovuto dire alle USL ritardiamo nell'assunzione, in concorsi, insomma sono discorsi che ci siamo detti qui. Io vi do solo un dato, noi oggi abbiamo la formazione di 1200 infermieri tra le 3 università, Verona, Padova e il corso di Ferrara. Abbiamo chiesto al Ministero un fabbisogno per 3000 infermieri. L'anno prossimo, grazie a un accordo con le università, riusciremo a formarne a partire il corso per 1500.
Voi capite quanto distanti siamo. Questa possibilità di formazione dell'OS specializzato è prevista con la norma regionale del 2001, nazionale del 2003 ed è ricitata anche in questa fase di emergenza. Non va a sostituire, quindi io tranquillizzo, non sostituiamo gli infermieri, ci mancherebbe perché hanno un corso e una laurea triennale, ma è sicuramente una figura che va a completare, ad aiutare a sopperire quella che oggi è un'esigenza contingente urgente. Quindi assolutamente no OS di serie A, no OS di serie B e anche assolutamente niente contro chi invece fa un corso con una laurea triennale, che è giusto che divenga insomma un corso approfondito con determinate mansioni che non sono le stesse che avrà questa qualifica. Scusi Assessore, rispetto all'OS così formato, fino adesso formato, cosa c'è rispetto alla formazione attuale che c'è stata degli OS? Con questa nuova delibera cosa aggiunge? Prevediamo di andare a formare 500 OS con questa qualifica appunto aggiuntiva con 400 ore che verranno fatte 150 a distanza, perché oggi non so, sono di lezioni teoriche, e 250 ore pratiche dentro gli ospedali. Questi sono già OS che lavorano dentro le strutture. Sì, ma guardate che se ci pensate bene, questo è un dibattito che sembra simile a quello che ha toccato quella volta. La parte in causa erano gli infermieri, quando sono state ipotizzate le lauree per gli infermieri. E allora lì, in quel momento, i medici dicevano: come? Cioè, l'infermiere laureato. Cioè, ve la ricordate il dibattito? La sentite, noi adesso non è, l'ho detto bene l'assessore, spieghiamolo ai cittadini ancora meglio, non è che diamo nuove mansioni parificate, ma alcune le possono fare. Allora siamo in un paese nel quale stiamo dicendo tutti i giorni che per fare un'iniezione non ci vuole una laurea, possiamo dirlo, è vietato. Ad esempio noi abbiamo bisogno in questo momento di vaccinatori, allora, anche il dibattito contro i farmacisti che fanno le vaccinazioni secondo me non è corretto in questa fase, perché il medico ha una preparazione e un livello tale per cui può fregiarsi di conoscenze che il semplice cittadino che fa l'iniezione non ha. Però quello è un fatto meccanico. Negli altri paesi guardate che il tema dell'iniezione è affrontato in maniera molto più veloce che qui in Italia, e quando arriveranno tanti vaccini, se si vuole vaccinare la popolazione velocemente bisogna far così, non dico far come una volta che si andava dalla vicina di casa a fare la puntura, però quasi. Prego. Bene, adesso io avrei Pittarello, Giacomuzzo, Pettenò e Marchioli, se non erro, vero? Prego. Già in parte quindi era collegato al discorso. Si può dire anche in modo così un po' che si avvicina, che è una specie di master per operatori, per OS già operanti, quello che sì, sono OS operanti, sì. E quindi appunto una specializzazione ulteriore. È una qualifica ulteriore, ma che non è parificabile all'infermiere laureato, assolutamente no. Perfetto. Il percorso, scusate, aggiungo solo questo, cioè fatto in accordo sicuramente con le maggiori sigle, quindi Cooperazione Sociale, UNEBA, URIPA, cioè tutti quelli, insomma, perché ci chiedono un aiuto concreto e questo è quello che noi oggi possiamo mettere sul piatto, insomma, rispettando, ripeto, normativa regionale e nazionale. L'altra cosa non c'è più che una domanda, un appello per chi ha le seconde case non residenti in Veneto. In questa weekend di Pasqua si muovano, non si muovano, cosa facciano? Abbiamo le regole della zona rossa, solo per necessità. Prego. Noi non possiamo provvedere diversamente. Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere una precisazione sui vaccini. La settimana prossima, quindi dal 5 in poi, che orizzonti abbiamo? AstraZeneca aveva annunciato ieri il dottor AstraZeneca arriva domani, 103.000 dosi. Che è di questa settimana. Moderna 38.000 e poi la prossima settimana mi sembra siano 100 e il totale vi possiamo dare. Eccolo. Ah, è più sotto. Ah, ma che mica un altro tabè. No, questo c'è. No. Ah, sì. Sì,
Ah, c'è questo? Eccolo qua, sì, eccolo qua. Allora, la fornitura. No, sembra 29 qua. Ma se Federico mi porta, eccoli qua. Noi abbiamo, no, non trovo, eccoli qua, li ho trovati. Dal 5 noi abbiamo 149.920 vaccini a settimana del 5 e dopo più o meno andiamo avanti. Non ho capito, di Astra? No, sono in totale. E poi andiamo avanti 149.920, 150.000 e mediamente andiamo avanti così fino al 26 di aprile, ogni settimana su 150.000. Anzi, l'ultima settimana sarebbero 120.000, ma quella prima sono 166.000. Comunque dai, mediamente sui 150.000 a settimana. Quindi se ne facciamo 30.000 al giorno, 3 per 5 15, in 5 giorni noi li finiamo. Sì, ho visto che qualcuno ha scritto dietro front di Zai, io non mi ho fatto dietro front, vi ho detto che noi non abbiamo vaccini, cioè rispetto alla nostra capacità vaccinale abbiamo meno vaccini. Dico che i numeri li sappiamo, è ovvio, però è altrettanto vero che se ne avessimo di più ne faremmo di più. Quindi voi, per non sbagliarvi, sui 150.000 a settimana, omnicomprensivo. Cristina? Il che vuol dire viaggiare su una media che al massimo sarà sotto le 27, di certo non sarà di 37.000 al giorno, insomma. No, se fa 37.000 al giorno, ma non ha, cioè, è impossibile. Cioè, si può stressare la macchina, ma ne abbiamo 150.000. Okay. Quindi se fossero 7 giorni, 7, 14, sono poco più di 20.000 al giorno. Presidente, poi mi ha colpito un dato che forse magari lei ha già spiegato, ma le chiedo eventualmente se mi può un attimo richiarire la cosa. La mortalità in questa fase comunque abbastanza, ha dei numeri importanti comunque, ed è dai 45 ai 64 anni. Anche... No, non ho detto che la mortalità è dai 45 ai 64 anni, ho detto che i presi in carico in ospedale, no, neanche i ricoverati, i positivi. Ok. Vi daremo una tabella sulle mortalità, però le mortalità purtroppo ci arrivano alla fine, sì. E quindi per vedere questa fase, per vedere un focus di questa fase bisogna attendere che ci diano i dati finali. Okay. Però stavo parlando dei positivi, cioè di coloro che si infettano. Grazie. Prego. Pete no. Restiamo sulle vaccinazioni. Allora, per capirci, come pensa che si proseguirà nella campagna con il problema appunto delle dosi, delle forniture che devono arrivare? Qual è il piano della Regione e con che tempi pensa che si possa andare avanti con le vaccinazioni? Ma mediamente dalla prossima settimana, ogni settimana arriveranno in Veneto circa 150.000 dosi di vaccino. Vuol dire che non ne possiamo fare di più di 21-22.000 al giorno e noi abbiamo già oggi una possibilità di farne molte di più. Quel piano di fare le vaccinazioni aperte resta o saltano quei programmi che erano stati già previsti in alcune USL, in alcuni centri di vaccinazioni? No, resta, tant'è vero che anche domani c'è un'altra sperimentazione, però c'è da dire che ci vogliono vaccini, perché se mettiamo assieme tutta la potenzialità della regione, dei medici di base e delle farmacie, arriviamo tranquillamente a 70-80.000 vaccini al giorno, il che vuol dire che in 2 giorni noi facciamo tutti i vaccini dei quali abbiamo disponibilità. Perciò dovrete, come fate? Calmiererete la situazione per ogni USL? Abbasseremo il livello di vaccinazione rapportato alle forniture che abbiamo settimanalmente, che corrispondono a circa 150.000 vaccini. Una curiosità, la piattaforma regionale unica è stata elaborata dalla Regione? Sì. L'azienda zero. Azienda zero, perché è a costo zero come azienda zero? Cioè come... Non lo so dire, c'è un'azienda zero. No, è stata fatta... immagino... No, perché in alcune altre regioni si affidano alle poste, invece la scelta della regione... No, questa è fatta in house, poi non so, avranno avuto qualche consulente, immagino, ma è della regione, non è un software di altri. E così il numero verde fa capo a... Fa capo a un call center che è un servizio erogato da privati.
Da TIMD o da chi altri? Da privati, adesso non le so dire. Okay. Sono contratti che ha azienda zero. In ogni caso... E vorrei specificare che un sistema di prenotazione semplice come quello del Veneto non ce l'ha nessuno. Sono quelli che ci fanno il telecontrollo e il telesoccorso. Sì, fanno il telesoccorso. Per quanto riguarda la piattaforma, appunto le prenotazioni, a questo punto chi ha in mano il software della piattaforma dovrà mettere a punto le possibilità di prenotare rispetto alle dosi di vaccino, alle forniture che ci sono, perché uno entra e non potrà accedere se non ci sono forniture. Diciamo che l'agenda di ogni ULSS viene programmata per gli spazi e le disponibilità dall'ULSS stessa. Esaurite le dosi prenotabili, il cittadino avrà una scritta, sono terminate le dosi, cioè sono terminati i vaccini e dovremo attendere il nuovo arrivo. Avete fatto già adesso si deve completare over 80 disabili e persone fragili. Avete già, qualcuno sta già cominciando anche fasce 70-80, visto, ma avete già pensato quanto si potrà allargare, quando si allargherà ad altre fasce, alle fasce d'età? Si resterà in ogni caso sulle fasce d'età? E con che tempi si arriverà a questo? Guardi, consideri che noi abbiamo semplicemente per i fragili e i rimanenti che abbiamo degli over 80, compresi i domiciliari, abbiamo almeno 450.000 persone. Vuol dire che con le forniture di 3 settimane potremmo pensare, immaginare di coprire queste 450.000 persone. Considerate le difficoltà che solo tra gli ultra ottantenni ce ne sono 100.000 a domicilio. Il discorso è vaccinare in un hub vaccinale, un discorso è andare a casa. Quindi non c'è solo una quantità di vaccinazioni, ma c'è anche una qualità delle vaccinazioni. Perciò per quanto riguarda le prenotazioni per le altre fasce d'età si dovrà aspettare 3 settimane, lei dice? Si slitta gradualmente verso fra un mese. Grazie. Prego. Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Allora, torno sulla questione dei genitori dei bambini disabili, perché stanno continuando ad arrivarci parecchie segnalazioni dal momento che non riescono a registrarsi perché il codice fiscale non viene accettato, quello del bambino idem perché è minore. Hanno chiamato il numero verde, al numero verde proprio ieri gli hanno detto che hanno ricevuto disposizione di rifarsi al medico di base. Hanno chiamato il medico di base e il medico di base ha detto che in tal senso non hanno ricevuto alcuna indicazione. Come fanno questi genitori? Dovete sentire il dottor Flor, perché noi non sappiamo di queste disposizioni, cioè sono scelte tecniche, no, non ve lo so dire. Va bene, glielo chiederemo. E un'altra domanda che riguarda invece la Germania, perché la Commissione vaccinale permanente tedesca, proprio notizia di ieri sera, ha confermato lo stop delle somministrazioni di AstraZeneca per chi ha meno di 60 anni. La Merkel ha proprio dichiarato sono risultati che né la Commissione per i vaccini né noi possiamo ignorare, per cui abbiamo deciso così, seppur i casi siano stati rari ma comunque molto importanti. Ovviamente queste dichiarazioni creano confusione anche in Italia e tra chi appunto le legge e ovviamente ha paura. Cosa possiamo, la sua opinione qual è? Che l'organo regolatore di vigilanza è AIFA, deve esprimersi AIFA e il Ministero della Salute, noi non possiamo dire nulla, cioè non ci occupiamo di farmaci. Cioè noi eroghiamo il servizio ma non validiamo il farmaco, non abbiamo né le competenze tantomeno la disponibilità per fare questo. Cioè quindi AIFA deve esprimersi, se c'è qualche dubbio si esprimerà AIFA. Va bene, grazie. Prego. Altre domande? Se no io potrei anche pensare... Non è una domanda, ma è solo una segnalazione per l'assessore Lanzarin da parte di una categoria così che ci sta a cuore. E i non vedenti segnalano un problema tecnico, è un po' complicato, quindi non sto a entrare, a entrare nei dettagli, ma ho trasmesso la mail al capo ufficio stampa. Comunque si tratta del fatto che il codice fiscale riconosce i non vedenti ai fini della priorità solo fino a un certo anno.
cioè a un certo punto ci sono non vedenti che sono registrati dall'INPS, altri che appartengono ancora alle ULSS, una parte viene sistematicamente esclusa come conseguenza del caso. La spiegazione dettagliata l'ho trasmessa, raccomanderei insomma un'attenzione, grazie. E a questo punto direi che ci possiamo... No, scusami. Prego Presidente. Volevo farvi vedere anche questo ultimo, questo dall'età media dei ricoverati, e comunque il calcolo che ne viene fuori, questa è la curva ovviamente, qui c'è 100, 0, l'età è 54 anni l'età media del ricoverato Covid negli ospedali del Veneto. E se vedete i picchi, guardate questo qui è 80, questo qui è 80, vedete che picchi che arrivano all'80 ormai non si vedono più. Se avessimo visto questa curva prima della vaccinazione era tutta più alzata dagli 80 in su. Oggi 80, guardate questo qui, vedete che non vedete rosso? 54 anni. Sì, 70, eccola qui, vedete dei picchi di rosso su 70, 60, 50, 54 anni la media. Io ne approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua e di buona Pasquetta a tutti i veneti, ovviamente a voi che siete qui principalmente, a tutti coloro che ci ascoltano, un augurio di cuore da parte mia, da parte dell'assessore, a tutti i sanitari, a tutti gli operatori della sanità, a tutti coloro che si occupano e si occuperanno delle vaccinazioni. A Pasquetta si vaccina. E a tutti coloro che comunque in questo momento vivono le difficoltà di questa tragedia. Questa mattina ho detto a un giornalista, è uno scenario di una guerra questo, no? Non sentiamo il rumore delle bombe, non vediamo i feriti, ma abbiamo gli esiti che sono uguali. E quindi veramente grazie di cuore a tutti, ai veneti che sopportano questa situazione, alle tantissime associazioni di volontariato che si danno da fare quotidianamente per dare una mano a chi è in difficoltà, e a tutti coloro che hanno la pazienza di venirne fuori assieme a noi da questa tragedia. Buona Pasqua a tutti, grazie. Per la convocazione vi faremo sapere con comunicato. Grazie a voi ragazzi. Così la conferenza stampa di oggi del governatore del Veneto Luca Zaia. Lo avete sentito, lo vedete anche in sovraimpressione. È ovviamente la notizia del giorno. Da martedì o mercoledì, per tutta una serie di calcoli, guardando ai vari decreti che si sono succeduti nel tempo, da martedì o mercoledì il Veneto torna in zona arancione, con tutto quello che comporta a livello di restrizioni. Quindi ci sarà un allentamento di queste restrizioni, si tornerà quindi a scuola, soprattutto per le scuole primarie, la scuola dell'infanzia, le scuole medie. In parte questo era già stato previsto dal decreto Draghi, ma poi la fascia arancione, come sapete, dà la possibilità di riaprire la didattica in presenza, seppure soltanto in parte, per le scuole superiori. Su questo punto torneremo anche fra poco con altri collegamenti, collegandoci con Vivian Moro, che è assessore all'istruzione del comune di Roncade, e tanti altri. Si è poi fatto il punto della campagna vaccinale, del sistema. Avete visto il governatore Zaia che ha fatto anche delle prove in diretta, il famigerato call center che ha risposto. Resta la piattaforma, restano anche dei dubbi, ma ci sono anche tante persone che ci stanno comunicando che le prenotazioni stanno andando a buon fine. Quindi di fatto
forse stiamo assistendo a questo riallineamento anche dei vari sistemi informatici. Questo ovviamente è molto importante. Fra poco ci ricollegheremo anche con l'unità di crisi di Marghera, con Ilaria Marchiori e Simone Merlo, per fare un po' il punto della situazione. Prima però vediamo insieme le previsioni del tempo per le prossime ore con la nostra Alice Montaniera. Vediamo quindi che tempo ci aspetta per questo weekend di Pasqua, seppure in zona rossa. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Benvenuti al meteo. La pressione atmosferica inizia a calare per l'avvicinamento da nord-est di una depressione associata ad aria fredda. Qualche fastidio lo causerà al nostro territorio, ma nel complesso la giornata risulterà in prevalenza asciutta. E allora vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 2 aprile ci mostra un ampio soleggiamento e un cielo al massimo poco nuvoloso. Sarà possibile una maggiore instabilità invece sui rilievi, con occasionali piovaschi nel pomeriggio sera. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra i 18 e i 25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo soleggiato, col passare delle ore sono attese isolate piogge sui monti. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime sui 19-22 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole dappertutto, nel pomeriggio addensamenti sui settori alpini di confine, qui con qualche precipitazione. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e Sandona di Piave. Allora, io vi ricordo l'appuntamento di domenica con la nostra programmazione, perché sarà una Pasqua particolare, ce lo stiamo ripetendo da giorni, lo sappiamo da settimane, una Pasqua di restrizioni come la scorsa, come anche il Natale. Una Pasqua che se vorrete potremmo trascorrere insieme qui su Antenna 3, non vi lasceremo soli dalle 9:50 più o meno del mattino fino alla sera, fino al telegiornale di Treviso delle 19:30. Alle 10 la Santa Messa solenne del Patriarca Moraglia dalla Basilica di San Marco a Venezia, poi tanti collegamenti dal territorio e lo vedete, potrete anche intervenire in diretta 0422 162 8332, potete proprio chiamarci oppure inviarci i vostri messaggi, i vostri video di auguri al numero WhatsApp che avete visto, 351 1755 340. Quindi una domenica diversa dal solito. Ci saranno tanti ospiti, non vi posso preannunciare nulla, ma tanti volti noti, tanti personaggi amati dal pubblico ci racconteranno la loro domenica di Pasqua, la loro festività, il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport. Quindi se vorrete ci trovate qui come sempre. Un'ultimissima cosa prima di andare di mandare la pubblicità, vi ricordo che per quanto riguarda l'ULSS 2 marca trevigiana, le vaccinazioni sono state anticipate di un giorno. Ieri sera era stato comunicato che sarebbero riprese nella giornata di martedì, invece le prenotazioni che l'ULSS 2 sta raccogliendo in queste ore si riferiscono anche alla giornata di Pasquetta. Questa è una
un'informazione di servizio molto importante. Resta poi, perché ci sono arrivate tante telefonate, resta la classe del 1935 per la provincia di Treviso, il Vax Day che già era stato fissato per domani, quindi si terrà come abbiamo detto, ma ve lo riconfermo perché abbiamo avuto tante telefonate in tal senso. Quindi domani Vax Day nella Marca per i nati del 1935. Adesso per noi qualche istante di pubblicità, poi torniamo a collegarci con Marghera. Di nuovo in diretta, di nuovo insieme, andiamo subito a Marghera, all'interno dell'unità di crisi c'è la nostra Ilaria Marchiori con Simone Merlo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Si è conclusa da poco la conferenza stampa del Presidente Zaia, conferenza pre-pasquale, infatti ha rivolto un augurio a tutti i cittadini, a tutti i veneti, a tutte le persone che stanno lottando, sia i sanitari che chi ha contratto il virus, l'ha fatto in chiusura di conferenza. Però oggi c'è stata una buona notizia perché il governatore ha ufficializzato che dalla prossima settimana la nostra regione sarà in zona arancione. Sappiamo che comunque fino al 30 di aprile i colori delle regioni saranno o arancione o rosso, la nostra sarà arancione. Ancora da ufficializzare se si partirà da martedì o da mercoledì, perché in teoria sarebbe da mercoledì anche con la riapertura delle scuole, però il governatore ha detto che sta spingendo proprio perché si possa fare a partire da martedì, in modo da dare la possibilità anche alle scuole di potersi preparare, perché sappiamo che comunque ci sono le festività pasquali. In ogni caso per quanto riguarda le scuole, comunque a partire da mercoledì saranno riaperte tutte, quindi dagli asili nido, dalle materne, le elementari, le medie, e per quanto riguarda invece le scuole superiori con la presenza al 50%. I dati di oggi, ha detto il governatore, sono dati che lui vuole leggere con un trend in maniera positiva, soprattutto per quanto riguarda le prossime settimane, anche per l'andamento che sta avendo la campagna vaccinale. Però è stato chiaro nel dire, nello specificare che oltre alla responsabilità collettiva è fondamentale, necessaria ancora una volta la responsabilità del singolo, e quindi continuare ad adottare tutte le norme che vengono richieste, dunque l'utilizzo della mascherina, l'igiene continua delle mani e soprattutto non creare assembramenti e non trovarsi in luoghi affollati. Questo vale più di un lockdown, ha detto il Presidente Zaia. Per quanto riguarda invece i vaccini, ricordiamo nuovamente che da domani arriveranno 103.000 dosi di AstraZeneca, mentre oggi pomeriggio arriveranno altre dosi di Moderna. Si è parlato nuovamente anche del portale attivo da ieri, il portale di prenotazioni online messo in campo dalla Regione, che sta comunque creando ancora qualche problema, ma il governatore ha detto che naturalmente è anche un po' nell'ordine delle cose. Ha fatto insieme all'assessore alla sanità Lanzarini una prova in diretta nel chiamare il numero verde messo a disposizione dalla Regione qualora ci fossero problemi, numero che io vi ricordo è l'846 23 40, lo ripeto 846 23 40, proprio per chi si trovasse in difficoltà nel momento della prenotazione, perché sappiamo che quando si inserisce il codice fiscale possono esserci dei problemi, anche se la persona che sta prenotando avrebbe tutte le caratteristiche per potersi vaccinare in questa fase, e quindi si dovrebbe aprire una finestra che comunica di rivolgersi proprio al numero verde, che dovrebbe poi dare tutte le indicazioni o le risposte che ci si aspetta. Dunque anche queste sono ulteriori
Notizie che è importante sempre evidenziare e sottolineare, perché ovviamente si può creare comunque un po' di confusione dal momento che è ancora tutto nuovo. Comunque l'obiettivo, ha detto il Presidente Zaia, è quello di arrivare tutti a prenotare in velocità e serenità le vaccinazioni, che poi si concluderanno, si spera, entro la fine dell'estate. Ecco, queste dunque le notizie principali. Naturalmente è importante evidenziare che è vero che la nostra regione dalla prossima settimana è arancione e che questa è la disposizione del governo con i colori rosso o arancione fino al 30 aprile, ma allo stesso tempo è vero che si potrebbe, in base all'andamento epidemiologico e ai dati che ci saranno, tornare anche in zona rossa. Questo è importantissimo, ecco perché il governatore ha ribadito che se si vuole rimanere in arancione fino al 30 di aprile, sempre se non cambieranno le disposizioni del governo in tal senso, è fondamentale continuare a stare attenti e adottare tutte le norme di sicurezza che ormai adottiamo da oltre un anno. Queste le notizie in sintesi. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Ilaria, ti ringrazio per questo tuo quadro puntuale e aggiornato. Buon lavoro. Ovviamente torniamo con Ilaria Marchiori nei dettagli di quello che è stato detto nel corso delle nostre edizioni, dei nostri telegiornali. Grazie quindi a Ilaria e Simone Merlo, che si trova con lei. E sarà una Pasqua inevitabilmente anche di controlli. Le prefetture del Veneto si stanno coordinando con le forze dell'ordine, con i carabinieri, con la questura, con le polizie locali. Sarà ovviamente, si dice, il termine è abusatissimo, una Pasqua blindata. Queste le parole del prefetto di Treviso, Maria Rosaria Lagana. Abbiamo tutte le pattuglie che sono disponibili ovviamente sul controllo del territorio, e quando si fa il controllo del territorio evidentemente si vanno ad osservare, come dire, tutte quelle che possono essere le condotte non conformi alle norme. Pattuglie anti-assembramenti rafforzate per le festività pasquali. A sottolinearlo oggi il prefetto di Treviso per un provvedimento in linea con le disposizioni del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Prevenire quelle che possono essere possibili infrazioni al divieto di assembramento, e qui io faccio una raccomandazione: evitare di fare cose all'esterno, quindi assembramenti in zone di passeggio e quant'altro, ma anche quelle meno visibili e quindi meno intercettabili, di riunioni familiari che possono e che abbiamo già visto sono state forse la fonte principale di contagi o dell'esplosione di alcuni contagi in alcune zone. Saranno intensificate le verifiche su autodichiarazioni per spostamenti permessi verso parenti o congiunti, ma anche possibili controlli sul numero di persone presenti all'interno delle abitazioni. L'invito a tutti debba essere quello di con comportamenti non opportuni, al di là delle sanzioni, non rischiare di vanificare quelli che sono gli sforzi che tutti stanno facendo nel mondo sanitario per finalmente dare una risposta definitiva a questa situazione. Sanzioni importanti dunque per chi presenterà un'autodichiarazione non conforme alla realtà, ma anche chi non farà bene i conti con il numero di parenti presenti in casa. E sul fronte vaccini il prefetto chiede comprensione, non contestazioni per file d'attese. Se c'è qualcuno che manifesta forme di insofferenza, non si può giustificare, perché il momento è talmente grave che, come dire, chi non lavora non sbaglia, per cui un po' di pazienza, e magari non è che dando di matto o assumendo atteggiamenti, diciamo così, non opportuni, si possa migliorare la situazione. Così il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Lagana, ma questa sarà l'antifona in tutti i territori del Veneto, quindi una task force di uomini e mezzi controllerà le strade, gli spostamenti, questo perché la Pasqua è in rosso, così aveva deciso già qualche settimana fa il governo Draghi. Poi appunto da martedì si ritornerà a questo arancione,
una prima boccata di ossigeno. Controlli che ci sono stati anche in queste settimane, ci sono state multe e sanzioni anche nei confronti di alcuni titolari di negozi e locali pubblici. Questa è la storia di un ristoratore di Falzè che è stato multato poche sere fa e così si sfoga. La sua è ovviamente una storia di disperazione per certi versi. Sentiamolo. È successo. Non riesce nemmeno a parlarne che subito gli scendono le lacrime. Occorrono alcuni minuti perché Alessandro Dalbò, titolare di una delle tante osterie del quartiere del Piave chiusa da più di un anno, recuperi la calma necessaria a raccontare la sua vicenda. Noi abbiamo sempre rispettato tutte le regole, tenuto sempre chiuso. Da noi non è mai arrivato un aiuto, un centesimo, mai, neanche una lira. Da 2 giorni ho aperto per asporto. Ieri mattina abbiamo lavorato, ho fatto 60 euro di incasso, no? Con 2 ragazze da pagare, che ho aperto anche perché loro non sanno più dove andare a mangiare. Ieri sera alle 6:05 precise, no? Si è fermato 3 miei amici a domandarmi se potevo fare qualcosa da sport, no? Voi aspettate che mi arriva la signora, la cuoca, che stava arrivando qua a spesa, e intanto vi offro un bicchiere di vino, erano seduti in 3 qua. Poi dopo appena 7-8 minuti l'arrivo delle forze dell'ordine. Documenti come fossero spacciatori e droga, documenti, 3 persone, 4 con me, 4 persone. Documenti a tutti, scritto, verbale, tutto un casino. A un certo punto mi sono ho preso tutti i bicchieri, li ho spaccati sui piedi, dicendo tanto i bicchieri non servono più, inutile che tenga i bicchieri, no? Spacchiamo fuori tutto, no? Tutto là è il male che ho fatto a me. Tutto. Ma quindi perché erano dentro in realtà avrebbero dovuto... Sì, non potevano stare dentro, non potevano in 3 persone qua. Quando in sue case private si radunano in 10-15, qua per 3 persone sono fermati come fossero dei delinquenti. Non ho firma niente, non ho firma niente. Quindi lei non sa neanche se effettivamente poi le metteranno una multa o qualcosa? Ma il problema non è la multa, la multa mi frega niente della multa. Il problema è che la gente avevo 3 persone, mando via queste, cosa devo fare? Dopo mesi che siamo chiusi. A questo si accompagna il mancato aiuto economico da parte delle istituzioni. Mi hanno risposto che a me non aspetta niente perché rispetto all'aprile 2019 non c'è stato un calo di fatturato. Ho aperto a luglio, hanno anche ragione, rispetto all'aprile 2019 non c'è un calo di fatturato, ho aperto a luglio. Questo lo sfogo di Alessandro Dalbò, di questo ristoratore trevigiano, ma stiamo raccogliendo, abbiamo raccolto tante storie in tutto il Veneto. Sarà ovviamente una Pasqua sottotono per il settore, per esempio della ristorazione, che solitamente in questo periodo tocca la sua alta stagione. Pensiamo al Padovano, ai Colli Euganei e proprio nel Padovano andiamo ora, dove soltanto la metà dei ristoranti resterà aperta e ovviamente nella modalità dell'asporto. Non è più la Pasqua dell'anno scorso, dove diciamo era tutto nuovo, quindi venivamo da meno di un mese di lockdown, la gente aveva ancora voglia, diciamo, in qualche maniera di reagire alle limitazioni degli spostamenti, e quindi anche la Pasqua era un'occasione di cercare di tornare un minimo a un briciolo di normalità. Quest'anno purtroppo non è più così. C'è sempre un po' di peggio, viene da pensare, guardando agli impietosi numeri che descrivono l'andamento dei menù pasquali nei locali della provincia di Padova. 2 esercizi pubblici su 3 hanno meno richieste di asporto consegna a domicilio rispetto a quelle registrate a Pasqua 2020. 3 locali su 5 non hanno nessuna prenotazione per il giorno di Pasquetta. Tutto questo nonostante i prezzi siano popolari, compresi in una fascia tra i 25 e i 50 euro, e le proposte di menù vadano dai tradizionali capretto e agnello a menù vegani o vegetariani. L'offerta sicuramente non manca, quella che sta venendo meno è la domanda e quindi a questo punto l'unica soluzione per i pubblici esercizi è quella di poter tornare a lavorare anche a regimi ridotti, anche con orari eventualmente ridotti o con capienze dimezzate, però poter finalmente tornare a lavorare. L'alternativa restano i ristori, che tengano conto però, puntualizza l'associazione di categoria, anche delle spese fisse di locali chiusi da 4 mesi.
Così il direttore di Appe Padova Segato, che sentiamo molto spesso anche nelle nostre dirette e che ci aggiorna sempre sullo stato dell'arte, del mondo della ristorazione, dei pubblici esercizi in provincia di Padova, Padova città d'arte, che ha risentito ovviamente anche della diminuzione dei flussi turistici, così come è evidente Venezia. Quindi un quadro, questo della Pasqua, che non è confortante. L'unico raggio è questa notizia dell'arancione per il Veneto, che dovrebbe poi sarà probabilmente mantenuto per tutto il mese di aprile, così almeno ha detto poco fa dall'unità di crisi di Marghera il governatore Zaia. Ma vedo collegato con noi il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Buongiorno De Carlo. Buongiorno a tutti. Ecco De Carlo, noi abbiamo raccontato in questi minuti diverse storie, soprattutto di ristoratori. Le proteste si stanno alternando un po' in tutte le piazze del Veneto e d'Italia. Tra l'altro fra poco, verso le 14:10, ci collegheremo con Piazza Bra a Verona, dove ci sarà l'ennesima protesta dei negozianti, dei commercianti, degli operatori del fitness. Lei che frequenta ovviamente il palazzo per ragioni di lavoro, De Carlo, ci sarà questo decreto, questo nuovo decreto per il sostegno delle attività produttive? Se sì, come sarà? Quale sarà poi la vostra proposta dall'opposizione? Beh, innanzitutto io credo che si viva aspettando Godot, perché qua ogni mese aspettiamo il decreto del mese successivo. Ogni decreto che esce è un decreto insoddisfacente e ad ogni decreto insoddisfacente del governo ci dicono che uscirà un decreto il mese successivo, che poi in realtà uscirà dopo 2 mesi e non dopo il mese successivo. Quindi lasciando costantemente operatori nella assoluta mancanza di certezze, oltre che nell'assoluta solitudine anche economica, perché oggettivamente quelli che erano ristori prima, che oggi si chiamano indennizzi oggi, poco incidono nei confronti di chi si è visto chiudere il locale, anche se aveva adempiuto a tutti i protocolli di sicurezza per garantire a se stesso, ai propri dipendenti, ai propri avventori la sicurezza, poi si è visto chiudere. Io credo che innanzitutto la prima cosa da fare sarebbe bloccare immediatamente qualsiasi tipo di tassazione per chi non ha potuto aprire. Se mi chiudi, non mi chiedi, è lo slogan che abbiamo utilizzato a Roma e che utilizzeremo a Venezia martedì prossimo. Se mi chiudi, non mi chiedi. Non è possibile chiedere ulteriori sacrifici a quel tessuto sociale della piccola e media impresa che ha costituito la nervatura del Veneto e che oggi è messo fortissimamente in difficoltà da scelte del governo assolutamente scellerate. Ecco, De Carlo, cosa accadrà quindi martedì prossimo a Venezia? Facciamo un passo indietro. Martedì prossimo a Venezia noi parlamentari raccoglieremo tutte le istanze che vengono dai nostri consiglieri regionali, che hanno raccolto attraverso associazioni di categoria e rappresentanti di varie realtà produttive, e cercheremo di migliorare il decreto sostegni, anche se sappiamo benissimo che il nostro ruolo è limitato alla proposizione di alcuni correttivi, e sappiamo benissimo che il governo storicamente non ha mai accettato di buon grado il fatto di essere assolutamente messo davanti all'evidenza dei fatti della sua inettitudine. Parlo del Conte 2, parlo anche del governo Draghi, insomma, il cui esordio lo ricordiamo tutti qual è stato. È stata la chiusura delle piste da sci il giorno prima della loro apertura, quindi non c'è assoluta continuità tra questo governo e quello precedente. E questo dispiace molto anche a me, che per una quota parte ha creduto che Draghi con la sua grandissima esperienza potesse costituire un valore aggiunto, ma che ha anche sempre detto, cioè io ho sempre detto, che quando la maggioranza della maggioranza che ti sostiene è la stessa che sosteneva Conte, difficilmente riuscirei a fare qualcosa di diverso da Conte. Assolutamente così. Eppure quelle categorie economiche che incontrerete martedì a Venezia sono le stesse che hanno dato molta fiducia e continuano a darne parecchia a Draghi. C'è uno scollamento?
Guardi, sinceramente io non lo so se i vertici di quelle associazioni continuano a dare fiducia a Draghi. Io sento ogni giorno ristoratori, piccoli imprenditori, anche i medi imprenditori, baristi che di fiducia in Draghi non ne hanno nemmeno un po', e quindi noi intercetteremo le loro istanze e cercheremo di tradurre in emendamenti che siano efficaci e che soprattutto consentano a chi fino adesso ha tenuto in piedi il tessuto sociale del Veneto di poter rimanere in piedi e non dover chiudere, magari a beneficio di qualche multinazionale che con la compiacenza di questo governo poi andrà a comprarsi i gioielli di famiglia veneti. Io credo che noi dovremmo lottare tutti, indipendentemente dal colore politico, perché questo non accada. E De Carlo, cosa ne pensa invece della norma sui vaccini, l'obbligo vaccinale per i sanitari? Noi abbiamo una posizione molto chiara, che è quella di dire i medici devono vaccinarsi. Chi non viene vaccinato deve essere messo in luoghi non a contatto con la popolazione, quindi a ruoli amministrativi, posto che per noi la libertà è assoluta, e cioè quella libertà di poter scegliere se vaccinarsi o meno. È evidente che chi non si vaccina non può stare a contatto con la gente. È altrettanto vero che facciamo appello alla responsabilità però dei medici, e cioè al fatto che in un momento di difficoltà come questo noi sappiamo che possiamo uscire da questa situazione solo intensificando i vaccini, per poi continuare dicendo che forse non è tanto il problema dei medici, ma il problema del reperimento dei vaccini, perché mi pare che non sia funzionata benissimo nemmeno la macchina della distribuzione dei vaccini. De Carlo, le chiedo poi un commento su un appuntamento, su un incontro che ieri ha fatto abbastanza discutere, non solo a livello nazionale. Abbiamo anche le immagini, l'incontro tra Salvini e Orban, l'asse dei sovranisti a livello europeo, un patto che raccontano le cronache di Palazzo starebbe imbarazzando parecchio il governo Draghi. Ecco, abbiamo anche le immagini. La stessa Meloni, dicono, non abbia gradito moltissimo questo incontro. Cosa ci può dire a riguardo? La Meloni non è vero che non ha gradito l'incontro, assolutamente. Salvini può incontrare chi gli pare. Io trovo molto più strano quando Salvini incontra o sta seduto, i suoi ministri stanno nel Consiglio dei Ministri insieme a quelli del PD e del 5 Stelle, non quando Salvini incontra Orban. Orban è un alleato naturale, è un sovranista, è una persona che ha una comunanza di idee che aveva Salvini fino a un mese e mezzo fa, quindi lo trovo assolutamente naturale che si incontrino. Ripeto, semmai è innaturale il fatto che Salvini si trovi oggi a suo agio con il PD e con i 5 Stelle. E lei dice che invece dovrebbe in qualche modo ascoltare il richiamo, tra virgolette, naturale del centrodestra. Ma Salvini sa benissimo che oggi al centrodestra c'è un partito che sta tenendo la posizione, che consente a tutti, consentirà a tutti, anche quelli che oggi hanno fatto scelte diverse come lui e Forza Italia, di poter ritornare nell'alveo del centrodestra, perché sa benissimo che se andassimo a votare oggi, domani o quando ci faranno votare anche magari purtroppo alla scadenza naturale, visto l'attaccamento del governo al potere in questo caso, saprà che lì il centrodestra è la formula vincente per guidare questa nazione. Per cui sa benissimo che il ruolo di Fratelli d'Italia non è un ruolo marginale all'interno del Parlamento oggi, anzi, oltre a garantire la possibilità del dissenso, e cioè che chi non è d'accordo con Draghi trovi qualcuno che porta avanti le sue istanze, e anche la garanzia che un centrodestra potrà tornare a diventare unito, e quel collante sarà, come sempre stato del resto, Fratelli d'Italia e non certo altre forze politiche. E De Carlo, può rimanere qualche altro istante con noi, perché vorrei mostrarle un servizio realizzato dal nostro Lucio Zanato da Treviso. Abbiamo parlato della crisi che sta attanagliando le imprese ma anche le famiglie. La diocesi di Treviso ha stanziato un fondo fondamentalmente per andare incontro a queste
esigenze. Poi con lei vorrei andare sulle sue Dolomiti, perché lei è anche sindaco di Calalzo, per fare qualche ragionamento sul bellunese, ma prima vediamo quello che è stato fatto a Treviso dalla diocesi. Un fondo a sostegno delle famiglie, ma anche di microcredito alle imprese in difficoltà. Ad attivarlo la diocesi di Treviso, partendo dalle segnalazioni quotidiane alla Caritas. Anche solo pensare che cosa vuol dire per una famiglia affrontare la didattica a distanza dei figli, oppure cosa devono fare alcune realtà, alcune aziende che sono chiuse praticamente ormai da più di un anno, che non riescono ad andare avanti. Così la Chiesa trevigiana ha deciso di intervenire con atti concreti. Vorremmo attivare in tutta la diocesi, in 5 punti differenti della diocesi, dei centri di ascolto, dove ci sono anche delle famiglie sentinelle che ascoltano, che vedono dove ci sono dei bisogni. Perché molte volte il pudore di chiedere è più forte della necessità. 500.000 euro quelli che la diocesi mette a disposizione dall'8 per 1000. Ci sarà il fondo di comunità per le famiglie e ci saranno degli strumenti di microcredito. Per le famiglie il contributo potrà arrivare fino a 3.000 euro e non dovrà essere restituito, mentre per le aziende si potrà arrivare fino a 25.000 euro da restituire in rate a lunga scadenza. L'idea è quella di attualizzare i principi di economia etica, sfociati alla fine dell'Ottocento nel fenomeno trevigiano e veneto delle leghe bianche. Il Beato Toniolo è uno di questi grandi che ha insegnato alla Chiesa universale poi a pensare in queste categorie della solidarietà, della sussidiarietà, del bene comune, dell'aiuto reciproco, della reciprocità. Un'iniziativa che conta anche sul sostegno di chi, soprattutto in questo momento, può dare. Dare e ricevere insieme, questo costruisce la vera identità di una comunità come la nostra. Così quindi a Treviso, questo è il fondo della diocesi che scende in campo proprio per sostenere le imprese e le famiglie in difficoltà. Non vedo più De Carlo, forse ho un abbaglio, ma forse è caduta la linea. Ad ogni modo è una delle tante iniziative sul territorio da parte delle diocesi, iniziative analoghe sono in corso anche nel bellunese. È chiaro che ognuno in questo momento sta facendo la propria parte in termini proprio di solidarietà. Proseguirei il nostro racconto con la protesta del mondo del commercio, in particolare con la protesta degli ambulanti che si sono ritrovati a Marghera. Ovviamente gli ambulanti sono tra i settori, è uno dei settori più colpiti da questa fase pandemica. Vediamo insieme il servizio. Partite IVA crocifisse? Sì, ormai siamo in croce tutti quanti. È umiliante per me essere qui, però è altrettanto umiliante essere a casa e non poter guadagnare per la mia famiglia, per i miei figli e per il mio futuro. In diverse centinaia gli ambulanti di tutto il Veneto si sono dati appuntamento dalle 11 del mattino davanti alla sede della Protezione Civile di Marghera. Quali sono? Noi vogliamo che interceda con il governo. Manifestano la rabbia contro le chiusure e le restrizioni imposte loro da troppo tempo, dicono. Commerciante e mamma, da sola ovviamente, con il mutuo perché io mi sono acquistata questo lavoro, quindi ho un mutuo di 840 euro al mese per il mio lavoro e in più pago l'affitto perché mi sono mancati i genitori anche a dicembre, quindi sono proprio da sola. La protesta degli ambulanti con cartelli, striscioni e slogan, ma anche con corde da impiccato attorcigliate al collo. Siamo all'aperto noi possiamo tranquillamente gestire la situazione di sicurezza. Non è una cosa giusta che ci sono un sacco di attività aperte e noi siamo chiusi, perché se fosse legato alla sicurezza sarebbe chiuso tutto. Per noi ambulanti non alimentare il mercato è vietato, puntualizzano. Per quale motivo i mercati che sono all'aperto sono chiusi ai negozi di abbigliamento, in questo caso da bambini come intimo, come abbigliamento sportivo, come le scarpe sportive, possono vendere la stessa nostra merceologia e noi no. Troppi divieti, pochi ristori, tra gli slogan scanditi. Eccolo lì mio figlio, è qui con me. Come farò a dar da mangiare a lui? Come farò a continuare a pagare l'affitto? E io non chiedo, vabbè, volete darmi dei ristori, datemeli, ma fatemi lavorare.
E qui, De Carlo, ritorniamo al punto di partenza anche di quanto ci siamo detti prima. Sostanzialmente ci sono categorie economiche letteralmente in ginocchio e ovviamente le iniziative anche sul territorio si moltiplicano a favore di queste imprese, di queste famiglie in difficoltà. Abbiamo parlato delle iniziative della diocesi di Treviso, iniziative analoghe anche nel Bellunese, altrove. Lei è sindaco di un comune, di un piccolo comune ma importante, Calalzo di Cadore. Anche i comuni ci sono in questo frangente per le famiglie? Ma senza dubbio, insomma, i comuni non hanno mai fatto mancare il loro supporto. Noi abbiamo cercato di cambiare anche, a rendere un po' più flessibile il contributo da erogare, quello che ci arrivava sul fondo Covid dallo Stato. Ci abbiamo provato, l'abbiamo fatto con una lettera di 100 erotti amministratori del Veneto che chiedevano all'allora ministro Gualtieri di cambiare registro. Non ce l'abbiamo fatta, ma i comuni non si sono mai sottratti all'onere di essere il primo soccorso e il domicilio di soccorso anche per legge di tanti cittadini. Però mi consenta di una riflessione. È bellissimo, pur nel dramma, sentire anche in questo caso gli ambulanti del Goia parlare di ristori. Sì, va bene, dateceli, però fateci lavorare. Questa è la cosa, penso, che inorgoglisce anche di più il nostro senso di appartenenza a questa terra, no? Che è una terra che non chiede il ristoro. Ok, se c'è lo prende, ci mancherebbe, se non mica tutti scemi. Però la cosa principale, fondamentale, è che ci dice, gli operatori ci dicono fateci lavorare, e questo è una cosa che noi dovremmo tenere in considerazione. Insomma, laddove non si può si chiuda. Insomma, se c'è un problema di sicurezza si tenga chiuso, ma come giustamente facevano notare gli ambulanti, com'è possibile che siano più pericolosi loro all'aperto di qualcuno al chiuso? Insomma, lo trovo assolutamente follia se non rientrasse, e spero e mi auguro che non sia così, in un disegno che punta veramente a distruggere la piccola e media impresa e favorire solo grandi società di capitali magari strutturate in maniera diversa come Amazon e altri che in questa pandemia hanno occupato fette di mercato in maniera veramente importante. De Carlo, poi ci sono i problemi di sempre che per certi versi sono stati acuiti dalla pandemia, problemi che riguardano anche determinate realtà del territorio. Nel caso del Bellunese ormai da mesi, in realtà da anni, raccontiamo la crisi di due aziende simbolo della Val Belluna come Ideal Standard e ACC. Gli appelli si sprecano anche nei confronti del governo. Si sta muovendo qualcosa nel concreto? Ma insomma, nell'ultimo decreto è stata inserita la possibilità di erogare prestiti anche a quelli in amministrazione controllata, e quindi ovviamente il riferimento chiaro all'ACC era abbastanza evidente, ma come lei tante situazioni. Insomma, il Mise sul tavolo ha una serie di crisi aziendali che qualcuno dovrà anche affrontare. Io mi auguro che Giorgetti lo faccia, perché fino adesso ci sono spostati probabilmente il fascicolo dalla parte sinistra alla parte destra del tavolo, perché non ne abbiamo visto risolvere uno. Ideal Standard nella stessa situazione, una situazione diversa paradossalmente, ma qui è l'azienda che fa un po' la furbetta e tiene nascosto il loro piano, che probabilmente vedo i sindacati e anche tante RSU preoccupati rispetto al futuro di questa azienda. Anche lì dovremmo vigilare e porre in atto quelle azioni su quelle grandi. Per esempio, noi abbiamo proposto la Golden Power, cioè che il governo possa mettere una protezione, un cappello a protezione di quell'azienda perché non venga svenduta all'estero. Insomma, però noi dobbiamo dare gli strumenti economici ma anche normativi per far sì che queste imprese rimangano sul territorio. Ricordo che Ideal e ACC sono su un territorio che dovesse perdere queste due aziende, ma io non voglio nemmeno considerarlo, perderebbero una fetta consistente non solo di reddito ma anche di famiglie, avrebbero ripercussioni dirette ed immediate, quindi non possiamo sicuramente fingere tutto questo. Poi in montagna, lasciatemelo dire, c'è un altro problema, è quello relativo non solo allo spopolamento ma anche all'abbandono. Io ieri ho posto un tema anche
hanno un convegno sull'agricoltura che è un tema secondo me fondamentale. Oggi le strategie europee del Farm to Fork puntano ad avere un'agricoltura molto più green. Ecco, io non vorrei che l'agricoltura green favorisse l'abbandono dei terreni e quindi i terreni incolti per poi metterci pannelli solari e grandi investimenti di questo tipo. Ecco, io sono totalmente contrario, il mio partito è totalmente contrario, nessun pannello fotovoltaico a terra. I pannelli fotovoltaici vanno sui tetti, sui capannoni dismessi, nelle aree industriali, ma non sicuramente a terra e soprattutto non a erodere suolo agricolo o suolo forestale. Questo deve essere un mantra. E anche questo è un tema sicuramente cruciale in un territorio che è patrimonio dell'UNESCO. Questo va assolutamente detto. Grazie De Carlo, vedo che tra l'altro è crollato anche il collegamento proprio ora, quindi ringrazio davvero Luca De Carlo, che è senatore di Fratelli d'Italia, coordinatore regionale del partito di Meloni, ma anche sindaco di Caralzo di Cadore. Adesso per noi c'è qualche istante di pubblicità, poi avremo Vivian Moro, che è assessore all'istruzione del comune di Roncade, e un collegamento con Piazza Bra a Verona, dove sta andando in scena l'ennesima protesta di buona parte del mondo del commercio. A fra poco. Di nuovo in diretta, di nuovo insieme per seguire il flusso delle notizie a nord-est. È certificato a livello nazionale l'R Conti, lo possiamo vedere anche dall'ANSA, è sceso, è sotto quota 1, è a 0,98. Questo a livello nazionale è una buona notizia, perché significa che c'è una diminuzione del contagio, anche se va detto i numeri delle ospedalizzazioni continuano a essere abbastanza elevati. Siamo comunque solo in Veneto sui 300 posti letto occupati nelle terapie intensive. Sono i numeri di un anno fa a quest'ora, per certi versi. Su questo si è soffermato più volte negli ultimi giorni lo stesso governatore del Veneto Zaia. Più in generale, a livello nazionale, possiamo dare una scorsa. C'è il caso del ministro Speranza, delle minacce al ministro Speranza. 4 persone risultano indagate, parliamo di email dal contenuto gravemente minaccioso. Più volte abbiamo parlato di minacce anche ai nostri amministratori locali. C'è stato il caso del sindaco di Treviso, ma anche del direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. E poi appunto l'ennesima statistica che certifica come il reddito delle famiglie sia in calo, mentre la pressione fiscale continui ad essere elevatissima e tra le più alte al mondo. Vedo collegata, la saluto e la ringrazio, Vivian Moro, che è assessore comunale all'istruzione a Roncade. Buongiorno Assessore. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Ecco, Moro, oggi il Veneto di fatto Zaia ha annunciato che da martedì o mercoledì, lo capiremo meglio nelle prossime ore, torniamo in arancione. Questo significa che si tornano ad aprire le scuole, anche le scuole superiori, seppure al 50% con la presenza in aula. Ecco, ci scatti un po' la fotografia del sistema istruzione. Cosa accadrà da martedì? Chi aprirà e chi no? Allora, la macchina della scuola è una macchina molto complessa, nel senso che mette in moto molte persone che ovviamente operano all'interno della scuola, ma non solo, perché mette in moto anche i servizi ad essi collegati. Chiaramente la zona arancione permette delle aperture più ampie rispetto alla zona rossa, che comunque da ultimo decreto permette di nuovo la riapertura delle scuole a partire da mercoledì 7.
Per la zona arancione, quindi per noi, riapriranno quindi le infanzie, le scuole primarie, le scuole secondarie e appunto le superiori. Sarà un attimo da valutare la percentuale, perché si va da un 50 ad un massimo del 75%. C'è qualche problema con lo Skype? Ecco. Questo chiaramente sì. Ci siamo? Sì, ci siamo, Forse adesso ci siamo. Ho perso un attimo il collegamento. Ok. Dicevo appunto che questo poi dipenderà, la percentuale, dal numero da come le scuole si organizzeranno, le scuole superiori. Chiaramente ripartiranno anche i servizi. Sì, quindi da parte dei trasporti e da parte delle mense per le scuole di ordine e grado che hanno anche i rientri, no? In questo periodo ricordo comunque che le scuole sono state di massima chiuse, ma in realtà per quanto riguarda almeno le scuole per esempio del nostro territorio di Roncade, quindi parlo della primaria e della secondaria, hanno avuto comunque degli alunni che andavano a scuola in presenza con anche garanzia del trasporto, perché era stato previsto che gli alunni con disabilità piuttosto che alunni con difficoltà di apprendimento potessero con un gruppo di compagni comunque fare scuola in presenza, e quindi non è che ci si è stati inattivi come sistema in queste settimane. Il sistema comunque è andato avanti. Certo, da mercoledì riparte tutto e sarà una bella sfida, perché anche in questi giorni insomma abbiamo molto letto dei vari dibattiti sulla scuola, se era corretto, se era giusto aprire o meno. Allora, noi abbiamo un dato. Il primo è che i bambini a casa non ce la fanno più dopo un anno, soprattutto per i più piccoli la didattica a distanza è difficile da seguire, va bene in emergenza, ma per un periodo troppo prolungato si rischia veramente di minare il loro apprendimento. Anche per i più grandi non è semplice, però comunque anche in questi mesi diciamo non si è riusciti a lavorare pienamente per garantire una riapertura delle scuole in totale sicurezza. Faccio degli esempi: la possibilità di fare i tamponi ai ragazzi, ecco, questo è ancora allo studio, per cui sarà da vedere. La questione che in realtà tiene banco già da un anno, cioè quella di prevedere un piano a livello nazionale per dotare tutte le scuole di sistemi di areazione moderni, onde evitare appunto il propagarsi e la diffusione di contagi all'interno delle classi. Anche questo non è stato fatto. In più adesso sono i mesi in cui si dovrebbe prevedere l'organico per settembre, per la vera riapertura, quella del prossimo anno scolastico, e vista come è andata la scuola fino in questo momento, ecco, non ci possiamo poi permettere di arrivare a settembre e non avere come ogni anno gli organici degli insegnanti. Quindi la sfida adesso è duplice, è sia per terminare questi mesi, ma è anche per cominciare al meglio i prossimi. E qui il rischio è quello di rivivere un eterno déjà vu degli errori che si compiono di fatto a un inizio anno scolastico. Assessore, quanto è costata la didattica a distanza soprattutto ai bambini più piccoli che i comuni poi seguono più da vicino? Beh, allora, difficile quantificare in termini anche sociali il costo. Io direi che sicuramente una premessa doverosa va fatta, è questa. In casi di emergenza assoluta come quella in cui ci siamo trovati nella primavera dell'anno scorso, credo che comunque la DAD abbia costituito uno strumento alternativo, seppur con tutte le difficoltà del caso, che però ha permesso comunque di poter colmare, se non del tutto, un gap formativo che sarebbe stato incredibilmente pesante se avessimo lasciato i ragazzi a casa senza istruzione, senza formazione. Quindi non demonizzerei totalmente lo strumento. Certo è che, come è stato sottolineato più volte, è uno strumento che va bene in casi di emergenza. In lunghi periodi inizia a diventare pesante, anche perché soprattutto per le fasce dei piccolissimi, voi provate a pensare a un bambino in prima elementare che già trova il salto molto difficile dalla scuola dell'infanzia, trovarsi a fare formazione al computer è complesso, perché soprattutto nei primi anni l'apprendimento è soprattutto un apprendimento che passa per il contatto sociale, certo. Quindi apprendere non è solo ingerire informazioni,
è molto 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 di più, e in questo il sistema classe, soprattutto anche per quegli alunni che hanno bisogno dell'inclusività del sistema classe, è fondamentale. Quindi sicuramente non è più sostenibile, soprattutto per i più piccoli, fare didattica a distanza. Questo insomma credo che ce ne siamo resi un po' tutti conto. Assessore, un tema connesso a quello delle scuole è ovviamente quello della cultura, il mondo della cultura che di fatto ha subito uno stop complessivo molto doloroso. Nonostante tutto si va avanti con delle iniziative come questa che vede il comune di Roncade capofila. So che lei è stata un po' la regista di questa operazione, abbiamo anche il logo, fioriscono letture, possiamo vederlo insieme, intrecci di parole e incontri con l'autore. Ecco, questa è la locandina a cura delle biblioteche del Polo Biblomarca. Ci spieghi come funziona questo percorso, Assessore? Allora, parto con una battuta. Diciamo che questa iniziativa ha 25 registi, perché il Polo, questa iniziativa è frutto della collaborazione, dell'impegno di 25 amministrazioni e 25 biblioteche diverse. Quindi in realtà la vera importanza, il vero valore di questo progetto è proprio la condivisione, il fatto che sia riusciti a mettere insieme così tante amministrazioni e così tante biblioteche. Partendo a monte, che cos'è il Polo Biblomarca? È una rete appunto di 25 comuni e biblioteche della provincia di Treviso che collaborano insieme da diversi anni, ma ormai la rete appunto si è espansa, è diventata anche più solida, e quindi abbiamo deciso di portare questa rete anche ad una collaborazione di eventi condivisi. Il bacino di utenza di questa rete, mi piace sempre ricordarlo, è quasi 260.000 cittadini, per cui un bacino di utenza molto ampio, praticamente una grande biblioteca dove si trovano tutti i servizi, dai piccolissimi ai servizi per i più anziani, ai servizi online, praticamente si trova di tutto. La collaborazione ci ha anche permesso di mettere in campo, in un momento molto difficile come questo, una serie di incontri culturali con autori di peso a livello nazionale, non solo, sia della prosa ma anche della poesia, e questi eventi vanno in onda sul canale appunto del Polo Biblomarca e contemporaneamente quindi sui profili, sui canali social di tutti i comuni e le biblioteche che fanno parte della rete. È un progetto a cui abbiamo creduto fermamente, sappiamo che ovviamente la cultura deve ripartire in presenza, per cui non è assolutamente un qualcosa che vuole sostituire. Certo. Però abbiamo voluto dare un segnale. Ed è un segnale senza dubbio importante anche per questo mondo. Grazie davvero, Assessore. Grazie per questo suo intervento. A presto e buon lavoro. Grazie, alla prossima, buon lavoro anche a voi. Grazie quindi a Vivian Moro, che è assessore, lo ricordiamo, all'istruzione al comune di Roncade. Vedo già collegato, e lo saluto prima di andare in pubblicità velocissimamente, Yuri, lo conoscete ormai tutti, che è il titolare della palestra Dorian Gray di Masere, che di fatto adesso è a capo di una protesta che ha valicato i confini regionali. Oggi questa protesta fa tappa a Verona, lo vediamo benissimo dallo sfondo. Yuri, buongiorno, come stai? Buongiorno a tutti. Come va? Pronto anche oggi per protestare? Sempre stanco, ma noi continuiamo. Allora facciamo così, Yuri, abbiamo qualche istante di pubblicità, poi torno subito da te. A dopo.
Eccoci di nuovo in onda per ritornare a Verona in piazza Bracce. Yuri, che ormai conoscete tutti, titolare di una palestra a Masier, ma appunto ormai promotore di una serie di iniziative a livello nazionale per dare voce al mondo del fitness, ma non solo, perché oggi, Yuri, che cosa succederà a Verona fra poco? Allora, intanto buongiorno a tutti, come abbiamo detto prima, oggi siamo qui a Verona, ma questa è solo una tappa di tutto quello che stiamo facendo, o meglio, ieri siamo stati a Palermo. Ormai, come sai, noi facciamo questo tour di manifestazione a livello nazionale. Io rappresento lo sport in tutta Italia, però finalmente siamo riusciti ad unirci questa volta a tutte le altre categorie, quindi parliamo di Mio Italia, parliamo di Io Apro, parliamo di tutte le partite IVA e tutto il resto delle categorie, o meglio parrucchieri, estetisti, ambulanti e tutti quelli come noi che siamo veramente presi male e combattiamo questo momento. Yuri, ti chiedo, poco fa il governatore Zaia ha annunciato che il Veneto ritorna in arancione da martedì o mercoledì. Questo non basta? Allora, io sono sincero, ormai noi dei colori siamo un po' stanchi. Noi vogliamo concretezze, o meglio, noi abbiamo deciso che il 7 riapriamo tutti perché non ce la facciamo più. Perché se metà Italia combatte questo virus Covid-19, l'altra metà Italia, che facciamo parte anche noi, piccoli imprenditori, combattiamo due tipi di virus, Covid-19 e Covid-governo. Ma questo Covid-governo è proprio veramente molto, molto forte e facciamo fatica a venirne fuori. E quindi a questo punto noi ci siamo uniti, abbiamo deciso che noi riapriamo e questo sarà un segnale forte per far capire che comunque noi abbiamo fino adesso stretto i denti, ma non ce la facciamo più perché abbiamo messo tutta la nostra disponibilità, ma essere chiusi e non avere un euro dallo Stato è impossibile. Quindi così non si può più andare avanti. Quindi di fatto anche l'ultimo decreto sostegni mi pare non vi abbia convinto sostanzialmente, o sbaglio? Ma anche perché i sostegni dallo Stato corrispondono a 1%, quindi quel 1% basta solo per metà della bolletta della corrente, se va bene. Tutto il resto cosa facciamo? Quindi ci sono altre bollette, ci sono gli affitti, ci siamo noi che comunque dobbiamo in qualche maniera vivere. È vero che noi fino adesso siamo riusciti in qualche maniera a resistere, come è giusto che sia, perché un imprenditore può anche aver messo da parte qualcosa, ma non mi sembra neanche giusto che noi i nostri risparmi li dobbiamo spendere per lo Stato. Questo è un compito dello Stato, non nostro. Quindi, fammi capire, martedì voi riaprirete? No, allora noi martedì, allora tutte queste manifestazioni che noi rifacciamo in giro per Italia è per coinvolgere più gente possibile per arrivare il 6 che è martedì a Roma alle ore 15, quindi invito tutti quelli che ci stanno guardando, tutte le categorie, non c'è chi più chi meno, tutte quante, noi andiamo a fare la manifestazione a Roma ore 15 e il giorno dopo che è il 7 noi a livello nazionale tutte le attività riapriamo e cominciamo a lavorare, anche perché è ora di andare a riprenderci la nostra dignità. Yuri, non ti vedo più, adesso ti rivedo, ecco, sono parole forti, sai che andate anche a rischiare in termini di sanzioni e di multe. Ma certo che sì, ma ormai più di così non rischiamo più niente, perché adesso noi rischiamo la morte dal Covid-governo e questo non ci sta più bene, perché comunque rischiare, fino adesso abbiamo voluto rispettare tutte le regole, abbiamo rispettato tutto ciò che ci è stato detto e nonostante tutto noi siamo chiusi. E voglio precisare una cosa, che noi siamo da un anno chiuse, un anno, e comunque i contagi, chissà come mai, sono sempre... anzi aumentano addirittura, ma allora c'è qualcosa che non va. Allora il governo si deve fare una domanda e non deve colpire solo i piccoli imprenditori, ma deve andare a colpire le multinazionali, che questo è il loro scopo, far morire noi e far andare avanti le multinazionali e noi non ci stiamo. Ecco, nel caso, Yuri, per esempio del mondo del fitness, delle palestre, lo abbiamo raccontato 1000 volte, tu sei stato tra i primi in Italia ad aver portato fuori dalla palestra gli attrezzi, averli messi a disposizione di fatto di tutti in un ambiente anche sicuro, all'aria aperta, tanto che
poi questa è diventata un'abitudine, una prassi anche legale, perché le stesse FAC del governo chiarivano che questo poteva essere fatto. E quindi dove sta il punto? Il punto sta che questi vogliono farci sparire. Noi piccoli imprenditori dobbiamo morire, ma questo è un dato di fatto, adesso l'hanno capito anche i gatti. O meglio, noi non abbiamo ricevuto nessun aiuto, ci hanno fatto chiudere e com'è che dobbiamo sopravvivere? Non ho mica capito. Allora è comunque evidente che ci vogliono far morire in modo tale che dopo noi andiamo a lavorare sotto le multinazionali e le multinazionali dopo dirigono tutto quanto. E questo non va bene, questa è dittatura, non è democrazia. E alla prova contraria noi siamo in Italia e Italia è un paese democratico e noi combattiamo per questo. Quindi Yuri, tu mercoledì riapri la tua palestra? Io mercoledì, se niente cambia, perché noi comunque stiamo trattando con il governo nel frattempo, quindi se niente cambia fino il 6 che noi andiamo a Roma a riprenderci la nostra dignità e i nostri diritti, noi il 7 riapriamo contro le regole. Oggi quanti sarete, Yuri, a Piazza Bra? Guarda, qua in Piazza Bra aspettiamo almeno 1.000-1.500 persone, però la giornata è bella, quindi speriamo che saranno anche di più, perché purtroppo dobbiamo capire che più siamo, più ci facciamo sentire. L'unione fa la forza. E sarete tanti di diversi comparti, ripetiamolo, quindi ci saranno parrucchieri, estetisti. Allora io rappresento tutte le categorie sportive, quindi partendo dalle danze, alle arti marziali, palestre, piscine, tutto quello che riguarda lo sport. Oltre a me ci saranno estetiste, baristi, ristoranti, chi più ambulanti, ecco, discoteche, i locali. Cioè si sono proprio dimenticati di noi, tutti quanti. Noi facciamo il parte di quel 49% che non interessa al governo, perché intanto loro hanno l'altro 51% che è parte loro e votano per loro. Quindi mi sembri molto carico e mi sembra anche che il messaggio sia chiaro e forte. Ti aspetti una risposta in serata o nei prossimi giorni? Secondo te qualcuno risponderà, Yuri, a questa vostra protesta e anche a questa vostra forte provocazione? Allora, se qualcuno risponderà questo non lo sa, ma se nessuno risponderà andremo noi a cercare le risposte, quindi faremo di tutto per ottenere le risposte, perché questa è una ingiustizia, cioè non è corretto ciò che sta accadendo. Noi non abbiamo fatto niente di male, noi abbiamo tra l'altro comunque sempre pagato e teniamo comunque questo governo sulle nostre spalle, allora non capisco perché dobbiamo essere trattati così. Quindi se le risposte arrivano ben venga, perché a noi non piace fare violenza, ma in questo caso non è violenza, in questo caso è un diritto andare a prendersi la nostra dignità e loro fanno la violenza contro di noi. Ecco, qua nel frattempo stanno facendo le prove del palco, quindi scusami. Allora ti lascio ai tuoi impegni, grazie Yuri, tienici aggiornato sull'evoluzione di questa vostra protesta. Grazie a Yuri, titolare. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, ciao Yuri. Siamo addirittura d'arrivo, solo il tempo per ricordarvi che rientriamo in diretta questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. La notizia del giorno è la conferma, il Veneto torna in zona arancione da martedì o mercoledì, lo scopriremo come ha detto lo stesso governatore Zaia nelle prossime ore. Saluto e ringrazio dalla regia Tony Esposito e Alessandro Granziera, saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.